Buongiorno e buon sabato, ben ritrovati, eccoci in diretta in questo ultimo fine settimana di maggio insieme con tante notizie, tanta cronaca in apertura come sempre, ma poi approfondiremo con i nostri ospiti, i nostri collegamenti i temi di economia, parleremo di agricoltura, un'agricoltura che non trova pace, prima con la siccità, poi con i danni causati dal maltempo e a proposito c'è una nuova allerta nelle prossime ore in Veneto, sono attese da partire dalla tarda mattinata per tutta la giornata di oggi fino alla mattinata di domenica, violente precipitazioni con rischio di grandinate, forte vento dalla pedemontana alla pianura e quindi questo potrebbe aggravare una situazione già delicata per quanto riguarda l'agricoltura, maltempo che potrebbe anche segnare il tappone dolomitico del Giro d'Italia, penultima tappa prima della crono di domani a Verona, e parleremo anche naturalmente di Giro d'Italia, andremo proprio a vedere la partenza della tappa Belluno fino alla Marmolada, ci collegheremo in diretta per capire le emozioni di chi è sul posto. Insomma, anche oggi tanta carne al fuoco, ma come detto partiamo con la cronaca perché purtroppo dobbiamo darvi conto anche oggi di una serie di incidenti sulle strade del Veneto. Partiamo da quanto accaduto nel Padovano ad Ospedaletto Euganeo, dove ieri sera un camion è finito contro il muro di un'abitazione, ferito un 62enne. Iniziamo così. Deve la vita ai vigili del fuoco che viaggiavano poco dietro il suo autoarticolato, un camionista 62enne che venerdì verso le 19 è finito contro il muro di una abitazione in via Altura, la regionale 10, forse a causa di un malore. I pompieri del distaccamento di Este hanno visto il grande automezzo cambiare lentamente direzione e poi schiantarsi contro il muro di una casa. Sono stati proprio loro a prestare i primi soccorsi all'autista dopo averlo estratto dalla cabina di guida, iniziando la rianimazione cardiopolmonare e defibrillando più volte l'uomo per la mancanza di battito cardiaco. L'autista è stato poi assistito dal personale del SUEM e portato in ospedale, sul posto anche i carabinieri. Un miracolo che a causa dell'improvvisa uscita di strada di un mezzo così pesante non ci siano stati altri feriti. Le operazioni di rimozione dell'autoarticolato di una ditta di trasporti di Noale sono durate parecchie ore, mettendo in crisi la viabilità lungo la regionale 10. E poi a Tiene, nel Vicentino, dove la scorsa notte un'auto è uscita di strada, ha ferito un ventenne. Tiene, sono le 4 del mattino quando in via Raffaello un'auto finisce fuori strada e va a schiantarsi contro un passo carraio e dei contatori del gas metano, danneggiandoli. Il giovane alla guida è ferito. I vigili del fuoco, allertati dal distaccamento volontario e da Schio, si precipitano sul posto. L'utilitaria viene messa in sicurezza, ma soprattutto viene tamponata immediatamente la perdita di metano dei contatori, mettendoli in sicurezza fino all'intervento dei tecnici della rete del gas. Il ventenne ferito, assistito dai medici e dagli infermieri del SUEM, è stato trasferito in ospedale mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono durate fino all'alba. E adesso vi parliamo di una proposta di legge presentata a Musile di Piave. Per evitare che chi commette reati gravi contro le persone, e tra questi reati rientrano anche quelli stradali, possa scontare la sua pena, quindi per evitare che chi li commette possa scontare la sua pena vicino alle vittime o ai familiari delle vittime. Il documento è stato appunto presentato a Musile, territorio dove c'è un problema da tempo di convivenza, un problema che fa discutere. Chi ha commesso il reato e oggi si trova agli arresti domiciliari, qualora crei una sorta di turbamento psichico o anche proprio di natura sociale in un territorio, gli vengono attribuiti gli arresti domiciliari ove possibile fuori dal comune oppure da una certa distanza da dove abitano le vittime. È questo il principio della modifica al codice di procedura penale presentato in municipio a Musile di Piave, evitare quindi che chi si è macchiato di un reato possa vivere accanto, seppur agli arresti domiciliari, alle vittime o ai loro familiari. A Musile è quello che capita ogni giorno, è qui che risiede buona parte dei familiari dei 4 angeli, i 4 ragazzi morti nel luglio 2019 nei pressi di Jesolo, ed è sempre qui che abita anche il giovane che li ha prima speronati in auto per poi darsi alla fuga. Condannato in secondo grado e in attesa della Cassazione, è agli arresti in casa. Romina Ceccato è la mamma Coraggio che da 3 anni si batte per la sicurezza stradale.
Noi l'abbiamo qua e vederlo ci fa male e la ferita non si rimargina mai, cioè la ferita non si rimarginerà, ma sul senso metabolizzare che si possa fare qualcosa. Un problema per la famiglia ma anche per la comunità, da qui il sostegno del sindaco al progetto di legge. Lo si vedeva ad esempio in terrazza a fumare piuttosto che conversare con la compagna sempre in terrazza, quindi una situazione che per chi ha subito una cosa del genere, che è la morte di un figlio, è una cosa inaccettabile. Non è facile a livello emozionale trasmettere questa sensazione e quindi è giusto che venga in qualche modo quantomeno evitata la vista di questa persona, e credo che sia importantissima per le famiglie avere questo distacco quantomeno fisico con chi ha causato il dramma. Resta l'altro tema di fondo, quello della sicurezza stradale più in generale, fatto di repressione da un lato, informazione dall'altro. L'importanza della sicurezza, della cintura addirittura, perché ci sono persone adulte che vengono quotidianamente multate perché non indossano la cintura di sicurezza, quindi instillare la cultura della sicurezza sia per se stessi che per gli altri credo che sia un qualcosa che deve partire proprio da piccolini, quindi dalle scuole. In diverse città italiane, tra cui Padova e Verona, in Veneto, polizie e carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni disposte dalla Procura distrettuale di Roma per associazione con finalità di terrorismo internazionale nell'ambito di un'operazione congiunta che ha coinvolto complessivamente 29 persone. L'operazione costituisce l'epilogo di una più vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall'utilizzo del dark web. L'attività investigativa ha avuto inizio oltre un anno fa in seguito alla segnalazione dell'esistenza di un sito di propaganda dell'organizzazione terroristica ISIS presente nel dark web, cui potevano avere accesso internauti presenti in Italia. Positiva alla cocaina è l'esito del test sulla neonata di 5 mesi di Chioggia ricoverata da giorni in terapia intensiva a Padova. La bimba di 5 mesi di Chioggia, trasferita a Padova in terapia intensiva dallo scorso 9 maggio, è risultata positiva alla cocaina. Si ipotizza si sia trovata in un ambiente nel quale i genitori oppure dei conoscenti abbiano consumato la droga. Famiglia attenzionata e seguita dai servizi sociali della città, dice oggi il sindaco. Chiaro che mi auguro che emergano delle notizie ovviamente confortanti, per la bambina prima di tutto e poi anche per l'ambiente familiare. La piccola, trasferita dall'ospedale di Chioggia a Padova per un'emorragia cerebrale, presenta tracce dello stupefacente nei capelli e sulla pelle. Secondo i sanitari e dall'esito del test non deriverebbero da un'assunzione, bensì da un contatto esterno con la sostanza. E noi siamo pronti ad intervenire e ad aiutare le persone. Sul corpicino della bimba, inoltre, sarebbero stati notati anche dei traumi. Ciò che si vuole chiarire ora è se la neonata sia stata vittima o meno della sindrome del baby shake, ovvero lo scuotimento violento e continuo per farla smettere di piangere, oppure se si sia trattato di una semplice disattenzione. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato e senza indagati. La speranza e gli auguri di un graduale ritorno alla normalità per la piccina da parte del sindaco Armelao. Mi auguro che la bambina possa star meglio, possa guarire, star bene e possa ritornare a Chioggia, a giocare con i propri amici. Revocare la cittadinanza a Benito Mussolini è questa la proposta destinata a far discutere, che sarà formalizzata nel pomeriggio di oggi a Treviso all'auditorium della CGIL. Storia e attualità si rincorreranno nel pomeriggio a Treviso, dove è destinato a far discutere l'incontro in programma all'auditorium della CGIL sulla cittadinanza onoraria a Benito Mussolini a 98 anni dalla sua concessione in piena epoca fascista. Accanto alla Camera del Lavoro, Coalizione Civica per Treviso, Il Veneto che vogliamo, Possibile e Sinistra Italiana, per approfondire quel riconoscimento che dopo quasi un secolo si vorrebbe revocare, come fatto peraltro in altre città. Per i promotori non si tratta di cancel culture,
ma al contrario un modo per suscitare un dibattito sul permanere in Italia di forme di neofascismo radicate e tutt'altro che in via di superamento. Spiegano sempre gli organizzatori: l'intensificarsi di episodi di violenza di stampo neofascista e neonazista ci stimola ad agire perché queste ideologie non trovino spazio nella nostra società, come prevede lo stesso dettato costituzionale. Tra i relatori ci sarà anche il sindaco di Adria, Omar Barbierato, che nel 2021 ha revocato la cittadinanza Mussolini concessa dalla città polesana negli anni 20 del Novecento, riassegnandola postuma a Giacomo Matteotti. Restiamo nella Marca trevigiana, andiamo a Santa Lucia di Piave, dove si aggira un insolito vandalo che lascia scritte e insulti sulle auto. Non un ragazzino annoiato o il solito vandalo, ma un'anziana che gira tra le auto sostenendosi sul suo deambulatore e imbrattando le vetture in sosta. La denuncia arriva via social nel gruppo dei residenti del comune di Santa Lucia di Piave, dove una delle vittime ha postato tanto di foto del cofano della sua auto, una Fiat Punto, su cui la pensionata ha scritto con un pennarello, mentre l'automobilista, preso di mira, era dentro alla tabaccheria. Eloquente il messaggio: cretino impara. All'origine della personale protesta dell'anziana ci sarebbero le macchine che impediscono il passaggio ai pedoni e in particolare a lei, che si muove appunto col deambulatore, quelle lasciate magari per qualche minuto a ridosso o sulle strisce pedonali o quelle sui marciapiedi. Anche Santa Lucia ha il suo Bansky, ma a differenza dell'anonimo artista, questo si cela dietro una signora ben vestita che gira con un carrello deambulatore, ha scritto l'automobilista sui social. Ho scoperto a malincuore che la mia è l'ultima di una lunga serie di opere d'arte. Aspettando che il mio cofano venga battuto all'asta, vi invito a fare attenzione. Ieri i lavoratori a CTV in rivolta si preparano alla grande mobilitazione dopo l'ennesimo incontro saltato con i vertici aziendali e la prevista o soppressione di 3 linee date in appalto all'azienda trevigiana MOM. L'azienda sul servizio automobilistico ha deciso di affidare la linea 8E, la 14E e la 9E alla MOM di Treviso, però tenendosi i contributi. Pesanti le accuse nei confronti di ACTV da parte del sindacato generale di base, secondo il quale le citate linee, riferite rispettivamente alla tratta Treviso-Venezia confermata a Mestre, Piazzale Cialdini, quindi Casale, Quarto d'Altino, Marcon Mogliano e la linea extraurbana 9E, verrebbero soppresse per essere affidate all'azienda dei trasporti pubblici della provincia di Treviso a contributo zero, perché, dicono, la quota dei chilometri del Fondo Nazionale resterebbe nelle casse di AVM CTV. E quindi privando un collegamento importante diretto Treviso-Venezia. Sindacato che, volendo chiedere chiarimenti anche al riguardo, si è visto annullare all'ultimo minuto il previsto incontro odierno delle 14.30 con i vertici aziendali CTV e AVM e procrastinato dagli stessi a mercoledì della prossima settimana, 1 giugno. MOM, nel frattempo, con il suo presidente Giacomo Colladon, rispedisce al mittente le accuse del previsto appalto. È ancora tutto in fase embrionale e da definirsi replica. Ma CTV, per problemi loro organizzativi, a seguito anche di indicazioni della città metropolitana, sta riorganizzando il suo servizio, come è giusto che sia che lo faccia un'azienda di trasporto pubblico, e ha fatto una proposta. La proposta è quella di interrompere il servizio a Mogliano. Ovviamente abbiamo fatto degli incontri tecnici con i tecnici di ACTV e la valutazione se interrompere o no, siamo ancora all'inizio a discutere, nel senso che deve essere interessato anche l'ente di governo di Treviso, che dovrà dire la sua. Lavoratori a CTV in mobilitazione con piloti, autisti e capitani che chiedono inoltre maggiori tutele, specie contro violenti e balordi, dopo l'ultima aggressione subita pochi giorni fa insieme alla tragedia che ha colpito il collega del porto. Veniamo tutti i giorni colpiti a parole e anche a livello fisico dalle persone che sono esasperate da un trasporto pubblico che non è idoneo a una città così numerosamente visitata come è Venezia. E manifestazione anche della pesca del Veneto in ginocchio a causa del caro gasolio, ma non solo. Una flotta di pescherecci ieri mattina ha sfilato lungo il canale della Giudecca per chiedere aiuto alle istituzioni.
Una flotta di pescherecci provenienti da diverse località della costa veneziana solca le acque della laguna di Venezia. L'approdo è alle zattere per manifestare davanti alla Capitaneria di Porto il disagio di un'intera categoria messa in ginocchio dal caro gasolio. Ma se avanti così chiudiamo qua, non c'è niente da fare. Sì, abbastanza. A me non ho mai visto, a 32 anni che comando, non ho mai visto una situazione del genere. Per prendere 50 euro ci vogliono dai 6.000 ai 6.500 euro di pescato. Non è che l'Adriatico quest'anno ci offra tutto questo pesce, fra le mucilaggine e le meduse non è stato possibile lavorare, non è possibile lavorare. Io a fine mese non so come che pagherò il mutuo. In Veneto la pesca è stata fino ad ora un settore floridissimo che guida il paese anche nella protesta di questi mesi. Dal governo sono arrivati 20 milioni di euro di sostegni, la necessità di intervenire è evidente. Abbiamo calcolato che se noi mettiamo insieme tutte le industrie della pesca e noi non vediamo né la Fiat né nessuna industria, è che purtroppo siamo suddivisi. Noi siamo a Chioggia, siamo circa 280 barchi con 4 persone di equipaggio, quindi ci sono già 1000 persone di equipaggio là, permanente e tutto quanto. L'indotto e tutto quanto, poi se andiamo a vedere l'indotto e tutto quanto, ci saranno circa 3.000 persone, 3.500 persone che ci gira tutto quanto il mondo della pesca. Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta da esponenti della prefettura e della capitaneria. A portare il sostegno della politica un fronte bipartisan di consiglieri regionali chioggiotti, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Jonathan Montanariello del Partito Democratico e Marco Dolfin della Lega, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao e altri primi cittadini. Il distretto ittico di Chioggia a Rovigo, parliamo di 1 miliardo d'euro all'anno, quindi insomma credo che tra naturalmente la trasformazione e tutto, parliamo di numeri veramente importanti. Noi abbiamo tra i molluschi e la pesca in mare abbiamo 1.700 addetti solo a Porto Tolle, metà sono donne tra l'altro. Io provengo da una famiglia di pescatori, no? Faccio un'altra professione, però ho visto mio fratello e mio nipote fermare il peschereccio. Si ferma la tradizione, la storia di una famiglia che ha vissuto di pesca per più di 100 anni. Ecco, è riportato questa crisi a tante famiglie. I carabinieri di Istrana hanno denunciato ieri pomeriggio un 54enne cittadino russo e un 38enne georgiano, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali, perché sono ritenuti responsabili del furto di un salvadanaio all'interno del quale c'erano le mance per i dipendenti, salvadanaio che era esposto sul bancone di un bar di Morgano. Al via l'abbattimento del cavalcaferrovia di via Battaglia a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza, funzionale per la realizzazione della nuova linea TAV. Stanotte il primo step, è prevista la deviazione di alcuni treni notturni per consentire le operazioni. Operazione smantellamento. Scatta stanotte la prima fase che prevede l'abbattimento del cavalcaferrovia di via Battaglia a Montecchio Maggiore. Ponte che ad un mese dalla chiusura cambia già volto con l'avanzamento dei lavori per il cantiere della TAV. Sbancata la rampa che arrivava al ponte e tolti gli alberi. Interventi funzionali per la realizzazione della nuova linea alta velocità, alta capacità, che costringerà per tutto il 2022 alla deviazione del traffico sulla pedemontana che si collega con la regionale 11. Ci vorrà del tempo perché siano eseguiti in maniera completa, all'incirca un mese, per demolire completamente il ponte. Durante i lavori di demolizione del ponte logicamente ci sarà il fermo della ferrovia e sono lavori che avverranno di notte. Stanotte scatta l'ora X con il primo step, poiché il ponte sarà sportato in 4 stralci, operazione delicata che si concluderà con la completa rimozione prevista per fine giugno. Devono tagliare il solettone che c'è nel ponte e lo devono demolire pezzo per pezzo. Poi l'altra fase è quella di demolizione delle spalle, cioè quelle che sono, diciamo, quelle che tengono in piedi il ponte, e questo implicherà all'incirca un mese di lavoro, insomma da quello che è il cronoprogramma risulta essere un mese, quindi nel prossimo a fine giugno dovremo avere il ponte, tutta la parte, sia la rampa che il ponte demolito, dovremo vedere lo spazio completamente libero.
Abbiamo visto poco fa la protesta a Venezia dei pescatori, adesso arriva un'analisi di Fedagripesca Confcooperative che ha calcolato una perdita di profitto lordo nel 2022 di circa il 28% rispetto al 2019 e il 2020. Dall'inizio del conflitto in Ucraina il caro gasolio è costato ai pescatori italiani 200 milioni di euro di mancato fatturato. In molti hanno diminuito le uscite in mare non riuscendo più a rientrare dei costi del carburante. E mentre torna a dilagare in questi giorni la protesta, lo abbiamo visto, dei pescatori, potrebbero scarseggiare sui mercati i prodotti italiani di stagione come acciughe, sardine, ma anche nasello, pesce spada, sogliola e spigole. In alcuni casi è scattato l'effetto scorta come avvenuto negli anni scorsi per il lockdown. Chi può infatti acquista e congela pesci o crostacei. Quanto ai prezzi in pescheria o al ristorante, fa sapere un monitoraggio dell'associazione, si registrano complessivamente da marzo ad oggi aumenti fino al 30% per il consumatore finale e praticamente nulla in più per le tasche del pescatore stesso. E adesso parliamo della proposta del Partito Democratico per fermare l'emorragia di talenti, bloccare la dispersione scolastica e arginare il numero di giovani che non studiano e non lavorano. Esperienze dirette fatte dagli studenti sia in ambito lavorativo che universitario, utilizzando lo strumento dell'apprendistato e la mobilità interregionale, ricalcando su scala nazionale il modello del programma europeo Erasmus. Il Partito Democratico Veneto lancia la sua proposta di orientamento attivo per rendere più efficace la scelta del percorso di studi e lavorativo dei ragazzi. Con questa proposta vogliamo fare in modo che nelle scuole, con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni datoriali, si possa giungere ad un'intesa che determini che se uno studente lo vuole può fare questo tipo di orientamento, non più passivo ma attivo. Una proposta, quella dell'orientamento attivo, che parte dalla situazione attuale, che vede le imprese venete alla ricerca di manodopera, ma spesso si scontrano con la mancanza di profili qualificati. Da qui la necessità di migliorare il percorso formativo dei giovani, un tema che il PD vuole discutere in Consiglio regionale. La nostra proposta è dunque quella di modificare, invertire la mentalità dei processi di formazione, che devono diventare attivi, dove cioè i ragazzi diventano il protagonista responsabile e consapevole di ciò che sarà il suo ingresso nel mondo del lavoro, perché siamo convinti che anche attraverso questa responsabilità passi una miglior possibilità di trovare occupazione e soprattutto la garanzia di trovare un lavoro migliore in termini di retribuzione e di garanzie di tutele. La proposta di orientamento attivo è rivolta anche al mondo universitario per arginare il numero crescente di giovani che non studiano e non lavorano. Anche qui pensiamo a moduli che si realizzano durante il quinquennio, dove il ragazzo comincia a respirare l'aria dell'università, verifica se la sua strada è quella giusta o se invece va cambiata. E allora torniamo ai temi dell'economia, torniamo a parlare di quelle che sono anche le ricadute della guerra in Ucraina sulla nostra economia in forte sofferenza. Saluto Matteo Ribon, CNA, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Buongiorno direttore. Allora partiamo da un settore che sta soffrendo in particolar modo. Voi avete lanciato il grido d'allarme e parlo dell'agroalimentare. Si parla di guerra del grano, c'è stata una telefonata tra il premier Conte e il presidente Putin per sbloccare le navi dai porti dell'Ucraina, perché si rischia poi anche una crisi alimentare globale, ma c'è un forte impatto anche sulla nostra economia proprio per quanto riguarda un settore che ha un peso importante per il Veneto. Sì, è proprio così. L'attenzione del nostro primo ministro Draghi nei confronti della situazione della relazione sul grano è determinata dal fatto che ci sono 4,5 milioni di tonnellate di grano ferme nei porti dell'Ucraina a causa della situazione bellica e ovviamente del contesto internazionale che si è creato. Questo determina una difficoltà di approvvigionamento della filiera. Noi teniamo conto che purtroppo ormai sono diversi anni che siamo dipendenti da importazioni per quanto riguarda la filiera agroalimentare.
e questa situazione è diventata complicata per tutta la partita che riguarda la produzione della pasta, la panificazione e l'approvvigionamento anche di alcune filiere collegate. Noi abbiamo lanciato questo grido d'allarme soprattutto perché ora ci rendiamo conto che dobbiamo invertire una rotta strategica rispetto a quella che è la filiera, anche per tutelare il nostro Made in Italy, la filiera enogastronomica italiana, soprattutto i prodotti DOP e IGP. Diciamo che la guerra in Ucraina ci ha fatto scoprire la nostra dipendenza per l'agroalimentare, ma anche per tanti altri settori, perché basti pensare al gas, si sta ancora discutendo a livello europeo di un sesto pacchetto di sanzioni, c'è una distanza tra i paesi per quanto riguarda ad esempio lo stop delle importazioni di petrolio, di gas stesso, e le dico quello che è l'analisi che arriva da Confindustria a livello nazionale, che dice: nel secondo trimestre del 2022 scenario ancora complicato, se ci sarà lo stop del gas russo, shock da meno 2% del PIL in media l'anno per il 2022-2023. PIL che sappiamo essere in calo, non poteva essere altrimenti. A livello europeo si parla di una ripresa bloccata, si dice la recessione potrebbe essere evitata, ma il rischio è tangibile. Guardi, abbiamo già previsto nel nostro osservatorio quale potrebbe essere poi lo scenario nel caso in cui si riesca nel momento in cui c'è lo stop d'approvvigionamento del gas russo, a risolvere la situazione attraverso l'importazione da altre zone, e quindi questa è una strada che stanno cercando di perseguire, oppure se questa operazione non riesce. È chiaro che questo impatterà con 2 punti di percentuale sul PIL, perché i termini di approvvigionamento del gas e dell'energia sono decisamente importanti per l'andamento della nostra manifattura, ma non solo della manifattura, anche proprio per la vitalità delle nostre città e della vita delle famiglie. Questa cosa qui ce ne siamo resi conto in maniera pesante negli ultimi mesi, ma è un problema che deriva da anni di mancate politiche che sono state fatte rispetto a una autonomia, io vedo a livello europeo, perché è difficile che l'Italia sia in grado da sola di costruire un'alternativa, seppur su alcune partite è rimasta al palo. Vediamo tutta la partita delle energie rinnovabili, sulle quali ci sono stati troppi stop and go, ma anche l'utilizzo di alcune scelte per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas all'interno delle zone dei nostri mari, e anche di tutto quello che deriva riguardo all'utilizzo del carbone o di altri combustibili fossili. Questa partita è una partita che deve essere ripensata. Io vedo la strategia possibile solo a livello europeo, ed è su questo che mi auguro che anche l'Europa batta un colpo molto forte. Abbiamo il tema del gas, abbiamo il tema dell'energia, abbiamo il tema delle materie prime, della componentistica. Si sente adesso a livello produttivo anche in Veneto tutto questo mix di una tempesta perfetta, così anche voi l'avevate definita. Abbiamo il rischio che già delle aziende si stanno fermando, hanno ridotto la produzione, cioè le prospettive per i prossimi mesi, adesso ci saranno le varie pause per l'estate eccetera, ma a settembre che scenario rischiamo di trovarci di fronte con una guerra in Ucraina che purtroppo non accenna a fermarsi? Le aziende si stanno organizzando, cioè stanno facendo il massimo possibile per provare a contenere i costi, a efficientare e a riorganizzare anche la produzione. È chiaro che non è possibile che la capacità delle aziende sia sufficiente a mantenere un livello di produzione e di sostenibilità. Per questo che l'intervento statale oppure europeo è determinante. Stanno parlando di un nuovo recovery nell'ambito energetico, bisogna ragionare anche su una
messa in aggiustamento di tutta la partita del PNRR. Sono questioni che vanno gestite con ingenti risorse, interventi da parte dello Stato, perché le aziende in qualche maniera provano a riorganizzarsi. Guardi, in questo ultimo periodo c'è anche un tema importante che sta venendo avanti, che è quello dell'autoproduzione. Noi l'abbiamo lanciato a livello nazionale, ma anche a livello regionale, sostenendo tutta la partita delle comunità energetiche, che sono un tema che non risolverà in maniera totale il problema dell'energia, ma può contribuire a costruire un'inversione di rotta. Questo è, se mai iniziamo, mai si riuscirà a invertire la rotta, perché per ridefinire una strategia ci vogliono comunque anni. Non è che c'è un acceso spento dall'oggi al domani, quindi settembre sarà un mese complicato se non ci sarà un'evoluzione dal punto di vista della situazione bellica. Noi ci auguriamo sempre che si arrivi a una soluzione di pace, e contemporaneamente se non ci saranno delle alternative sugli approvvigionamenti di energia e gas. Proprio oggi la CGIA di Mestre ha reso noto uno studio che parla degli effetti della guerra, che produrranno per il 2022 un calo del PIL di 24 miliardi di euro reali, che corrisponde ad una perdita di potere d'acquisto medio per ciascuna famiglia italiana pari a 929 euro. Sentiamo le parole di Paolo Zabero e poi le commentiamo insieme, direttore. L'inflazione anche in Veneto è una tassa della peggiore specie. Non si versa come gli altri tributi, ma la si paga subendo la riduzione del potere d'acquisto, che colpisce in particolar modo i ceti meno abbienti. Il governo intervenga subito con una misura salva salari per evitare di veder crollare i consumi e conseguentemente anche gli incassi di artigiani e piccoli commercianti. Cioè, ci troviamo di fronte al rischio di un circolo vizioso, le famiglie hanno meno possibilità di spesa e quindi poi la ricaduta sull'economia rischia di aggravare una situazione che abbiamo detto già essere delicata. La situazione dei consumi preoccupa molto, perché riducendosi la capacità d'acquisto, tutta la partita che riguarda il mercato interno, per cui tutte le attività di servizi, e in questo artigiani e commercianti sono la stragrande maggioranza dei soggetti coinvolti, e rischiano di subire un rallentamento. E è evidente che va fatto un intervento strutturale, può essere fatto sul costo del lavoro, può essere fatto con dinamiche di incentivo diverse, però la partita deve essere affrontata. A me piace il suggerimento che è arrivato anche dal Premier Draghi di ragionare di mettersi al tavolo per ragionare con le parti sociali in un'ottica di collaborazione e soprattutto di visione congiunta. Questa credo che sia la strada per affrontare delle situazioni in cui non possiamo dividerci, cioè non c'è uno che si può in qualche maniera estrarre dalla possibilità di ragionare in un'ottica strutturata, perché vuoi a causa della pandemia, vuoi a causa delle situazioni internazionali, lo scenario è completamente cambiato e non c'è qualcuno che si salva da solo. Sarà molto difficile. Per quanto riguarda l'export, in che modo sta pesando la situazione internazionale, direttore? Questa è una situazione che ancora tiene, perché è determinata dal fatto che la capacità dei nostri imprenditori è quella anche di diversificare i mercati. Noi abbiamo comunque subito un contraccolpo importante da tutta l'area che è vicino all'ambito dell'est Europa, per cui quello è un ambito complicato, così come quello che determina la relazione con la Cina, che prima dicevamo insomma è stata per molti anni il punto di riferimento, la fabbrica del mondo, e adesso questo un po' sta cambiando nelle dinamiche internazionali, però sia con gli Stati Uniti che con altri paesi europei, sia nella diversificazione di alcuni mercati, l'export è in grado di tenere, e forse sono questi quelli che in questa fase devono essere aiutati per fare in modo che alcune risorse ritornino nel nostro territorio. Molto più difficoltà stanno ovviamente quei produttori e quelle aziende che operano nei mercati interni e che quindi non hanno vie di scampo, su cui pesano in maniera forte quello che abbiamo detto prima,
i consumi e anche per quanto riguarda gli approvvigionamenti energetici, i costi fissi in generale. L'export per noi, per il Veneto, è sempre stato il nostro fiore all'occhiello. Credo che con un ulteriore supporto da parte della Regione possa anche aiutarci andando, diciamo, accompagnando di nuovo, visto che adesso i mercati un po' alla volta si stanno aprendo, le nostre aziende in un'ottica di nuova relazione commerciale, si possa trovare comunque una valvola importante d'entrata. Così come l'altra partita che si sta riaprendo è quella del turismo. Cioè, noi non dimentichiamo che su questi due asset abbiamo costruito la fortuna del Veneto. Ecco, è un turismo che ha insomma buone prospettive per questa stagione, anche se sul turismo come sulle aziende pesa la carenza di personale. È un problema che è stato lanciato da più parti, dal settore proprio del turismo, ma anche dalle stesse aziende. Si fa fatica a trovare personale specializzato, si faticano a trovare giovani, molti puntano il dito contro il reddito di cittadinanza. Che cosa succede? Ed è una situazione che rilevate anche voi, direttore? Sì, anche qui dobbiamo guardare il problema in maniera complessiva, non risiede in un'unica questione, nel senso che il turismo ha subito una fuoriuscita di personale a causa del blocco che c'è stato durante la pandemia. Già prima l'approvvigionamento, cioè comunque l'entrata nel mercato da parte dei giovani all'interno dell'ambito turistico in maniera strutturata, cioè non in maniera stagionale, per cui magari la trovavamo molti studenti universitari o studenti che durante il periodo estivo svolgevano o svolgono ancora insomma in parte attività di supporto all'ambito turistico, c'erano sempre meno. E molte della forza lavoro è una forza lavoro ed era una forza lavoro che proveniva da paesi diciamo diversi da quelli diciamo del territorio italiano, comunque a livello europeo. Allora qui bisogna innanzitutto riprendere mano a un decreto flussi strutturato, perché comunque qui abbiamo bisogno comunque di forza lavoro. Dobbiamo anche ridefinire alcune dinamiche che sono state probabilmente mal utilizzate nell'ambito di gestione dei contratti, della modalità di lavoro all'interno del contesto della relazione con i dipendenti, perché queste cose qui ovviamente vanno messe in ordine. E terzo punto, bisogna costruire una cultura del lavoro nell'ambito turistico, non mordi e fuggi, per cui non è un ambito dove uno entra e dopo 2 mesi se ne va, cambia, continuazione eccetera. Serve una professionalità strutturata anche per dire di qualsiasi professione, cosa che fino a poco tempo fa è stata considerata purtroppo di serie B. Pensiamo ai camerieri, pensiamo ai cuochi, pensiamo alla manodopera impiegata all'interno degli hotel. Non esiste un lavoro di serie B, anche quello è un lavoro che è molto professionalizzato e va concepito in questo modo. Da questo punto di vista una migliore relazione tra la scuola e il mondo del lavoro potrebbe aiutare anche un cambio di cultura. E il reddito di cittadinanza in tutto questo che ruolo gioca? Guardi, in Veneto costituisce sicuramente un pezzo limitato del problema. C'è ovviamente qualcuno, la buona parte di coloro che hanno il reddito di cittadinanza onestamente sono persone che difficilmente verranno impiegate in maniera strutturata in ambiti lavorativi, però anche quella partita lì è stata gestita malissimo. Abbiamo pensato dall'inizio intanto che doveva essere una misura in qualche maniera collegata a un reinserimento nel mondo del lavoro. Così non è stato dall'inizio, è stato determinato un sussidio. Questo sussidio per alcune persone va bene ed è necessario perché non sono in grado di lavorare, non sono in grado di fare nulla, ma deve essere codificato come tale. Per altre invece è stato utilizzato male perché non le ha incentivate a rientrare nel mondo del lavoro con degli obblighi e in qualche maniera con dei supporti. Adesso si apre tutta una partita molto importante sulle politiche attive del lavoro. C'è un programma che si chiama GOL che entrerà in partita a brevissimo.
Su questo devono essere fatte delle azioni di accompagnamento formativo e anche devono essere dati degli step obbligatori per fare in modo che le persone accettino le proposte di lavoro che arrivano e non rimangano sedute sul divano, perché questo non è un modo di pensare del nostro territorio, ma credo che debba essere un modo che va rifiutato in tutto il territorio italiano, ad esclusione delle situazioni dove esistono delle necessità evidenti. Grazie davvero a Matteo Ribon, direttore CNA Veneto, grazie e buon lavoro, a presto. Buon lavoro e buona giornata. Grazie. Noi ci fermiamo, abbiamo qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta con nuovi aggiornamenti. A tra poco. Rieccoci in diretta. Protesta ieri mattina in prefettura a Venezia per i circa 140 lavoratori dell'azienda di Tessera del settore aeronautico che sono rimasti a lungo senza stipendio. La società infatti è per il 90% a maggioranza russa e quindi sono scattate le sanzioni conseguenti alla guerra in Ucraina, ma a farne le spese sono stati così gli incolpevoli lavoratori italiani. In queste ore sono arrivati nei conti correnti dei lavoratori i primi bonifici arretrati per la busta paga di aprile. Oggi, in realtà, per essere in linea, gli stessi lavoratori avrebbero dovuto ricevere anche la mensilità di maggio, ma questo intanto è già un primo passo. L'incontro del prefetto a Venezia di questa mattina ha quindi sortito i primi effetti positivi per i circa 140 lavoratori dell'azienda Superjet di Tessera, leader nel settore aeronautico. Un primo passo, ma ancora non basta e soprattutto non è scongiurato il rischio di gravi problematiche in futuro. I lavoratori e le lavoratrici Superjet International oggi sono stati in corteo a Venezia per andare alla convocazione del prefetto. Abbiamo rappresentato al prefetto la situazione molto difficile e complicata che stanno vivendo 140 famiglie in questo momento. Blocco degli stipendi e soprattutto l'incertezza più assoluta riguardo alla possibile continuazione occupazionale. Superjet, lo ricordiamo, è un sito e un'azienda che lavora nel campo dell'aeronautica. L'azienda ha capitali e una governance a maggioranza russa per il 90%. Il conflitto in Ucraina ha fatto scattare delle sanzioni, perciò i conti correnti della società, pur avendo disponibilità di fondi, non hanno potuto erogare gli stipendi e da marzo erano saltate 2 mensilità. La preoccupazione continua, ma la prefettura, come ufficio territoriale del governo, ha assicurato che sta seguendo la vicenda. Eccellenze di professionalità molto alte che non devono essere disperse sul territorio, ma che devono continuare a operare nell'ambito dell'aeronautica, nell'ambito di Leonardo, che è la società che partecipa con un 10% Superjet e che ci auguriamo si faccia carico di queste famiglie, di questi lavoratori e delle loro continuità occupazionali. E adesso ci colleghiamo con il nostro Guido Barbato in compagnia di Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, per parlare di una misura molto importante, il bonus psicologo. Buongiorno Guido e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno Francesca, allora come vi presento il nostro ospite, il dottor Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine Veneto degli Psicologi. Ci troviamo nella sede di psicologia dell'Università di Padova, antica e rinomata per la formazione che offre ai suoi studenti. Con il dottor Pezzullo volevamo capire innanzitutto come si farà a richiedere questo bonus psicologo. Abbiamo assistito all'offerta di alcuni bonus in questi ultimi anni. Questo ha una sua, così, forse nell'immaginazione delle persone anche ha un suo interesse, forse suscita anche una sorta di sollievo, di compensazione. Non sarà proprio però per tanti italiani, mi pare di capire. Il dottor Pezzullo ci dica. Allora, il bonus effettivamente è un segno importante, un segno politico e simbolico di attenzione a quello che è il benessere psicologico e al disagio psicologico che è stato vissuto da un po' da tutta la società civile in questi 2 anni molto difficili. E quindi un'attenzione così forte, politica, simbolica rispetto al tema del supporto psicologico è un segno assolutamente positivo da incoraggiare. Sicuramente lo possiamo però considerare un primo passo necessario ma non sufficiente. Il finanziamento di 10 milioni di euro per tutta Italia, che andrà a
coprire circa 16.000 persone. In Veneto possiamo aspettarci circa 1.600 persone, 1.600 famiglie che saranno coperte da questo bonus. Il bonus sarà richiedibile nei prossimi giorni, a partire dai prossimi giorni, dal sito dell'INPS, dove ci sarà una pagina specifica in cui i cittadini potranno appunto accedere e chiedere, anche sulla base del proprio ISEE, quindi con un ISEE inferiore ai 50.000, l'accesso appunto al bonus, che può arrivare fino a 600 euro al massimo per coprire delle sedute presso psicoterapeuti del territorio. Ecco, decisamente ci aspettavamo dei numeri maggiori. Questo studio che ha fatto l'Ordine degli Psicologi sulla possibilità di accesso a questo bonus da parte delle famiglie venete, il numero che ne è uscito fuori, facendo insomma un po' di conti, non è particolarmente incoraggiante, però un primo passo si spera. Si parlava anche prima di questa diretta col dottor Pezzullo che oltre al governo magari si facciano avanti anche altre istituzioni a integrare, almeno per il Veneto, questa cifra, perché 1.600 famiglie su 5 milioni di abitanti, insomma ci arriviamo tutti a capire che è piuttosto poco. Che si può fare, dottor Pezzullo? Infatti sono avviate in varie regioni d'Italia delle interlocuzioni, ad esempio con i livelli regionali, e varie regioni si stanno già attivando proprio perché hanno riconosciuto le criticità dell'impatto della pandemia e delle sue conseguenze sul benessere dei cittadini, e varie regioni stanno sviluppando con varie logiche e modalità interne servizi di supporto e finanziamenti integrativi che vanno a permettere a bambini, scuole e famiglie di ricevere sostegni adeguati per affrontare appunto interventi psicologici che li aiutino a stare, vivere meglio ed essere, come dire, cittadini che hanno un concetto di salute tutelato sui versanti sia fisici ma anche psicologici e sociali. Sì, effettivamente questa mi sembra una novità da sostenere e da apprezzare, ma va fatto di più, come diceva giustamente lei. Senta, oggi come oggi, qual è la situazione di lavoro, di carichi di lavoro degli psicologi privati e di quelli delle nostre ULSS venete? Il carico è sicuramente aumentato in questi ultimi 2 anni, il bisogno psicologico della cittadinanza è ben percepibile, dai bambini in DAD, dalle persone che hanno avuto lutti, le difficoltà di adattamento, le difficoltà sui luoghi di lavoro, il bisogno e la domanda è molto cresciuto. Cresce anche nel Servizio Sanitario Nazionale, il Servizio Sanitario Regionale sta vivendo appunto richieste molto forti, liste d'attesa molto forti, nonostante il gran lavoro degli psicologi che vi operano, ma qui scontiamo un problema storico nazionale, abbiamo soltanto una media di 4-5 psicologi ogni 100.000 abitanti assunti nel Servizio Sanitario Nazionale. La media italiana è di 20, quindi 4 volte di più. La media dei paesi del nord Europa è di 40, quindi 10 volte di più. Abbiamo quindi bisogno di fare investimenti massivi, noi all'Ordine lo definiamo un piano Marshall per il benessere psicologico e la salute mentale, che permetta proprio di cambiare il paradigma, di riconoscere il diritto-dovere di ogni cittadino italiano e veneto di avere un sostegno psicologico che lo accompagni nel suo percorso di vita. Mi sembra che questa possa essere una ottima conclusione, chiara soprattutto per questo collegamento. Staremo a vedere, aspettiamo quindi le istruzioni del governo e dell'INPS in particolare per tutti coloro che appunto avranno bisogno di accedere a questo bonus, sperando che nel frattempo, finché aspettiamo queste istruzioni, qualcuno ci pensi a rimpinguarlo un po', insomma, ad aumentare questo stoccaggio di 10 milioni di euro. 10 milioni di euro, esattamente. Sì, effettivamente a pensarci bene non è molto. E che magari anche le regioni possano, i servizi sanitari regionali possano incrementare quanto a disposizione per le persone che ne hanno veramente bisogno, di tutte le età, come avete sentito dal dottor Pezzullo, presidente dell'Ordine regionale degli psicologi appunto del Veneto, che ringrazio per la sua partecipazione. Grazie mille, grazie a voi. È tutto, direi. Francesca, a te la linea. Grazie Guido e grazie al dottor Pezzullo. Molto importante questo intervento perché abbiamo sentito c'è una platea vasta di veneti che potrebbero far ricorso a questo bonus, anche se poi è quella che è il tesoretto al momento stanziato, messo sul tavolo, potrebbe non essere sufficiente a far fronte alla domanda, è una domanda cresciuta con la pandemia, aggravata poi anche dalla guerra che sicuramente sta creando molte preoccupazioni anche nella nostra popolazione per quelle che sono le varie ripercussioni che il conflitto nel cuore dell'Europa sta avendo e potrà avere, e quindi la necessità di far fronte a questo bonus è davvero tanta. Vi avevo parlato in apertura del Giro d'Italia, più tardi intorno alle 14 ci collegheremo con il bellunese per seguire
seguire la carovana rosa partita intorno alle 12 da Belluno con il grande tappone dolomitico che arriverà sul Marmolada. Potrebbe essere la tappa decisiva per l'assegnazione della maglia rosa, anzi quasi sicuramente è la tappa decisiva per capire chi sarà il vincitore di questo Giro d'Italia prima della giornata conclusiva di domani con la cronometro a Verona e quindi con la chiusura di questo Giro d'Italia. Ma a Treviso, dove il Giro è arrivato giovedì, si continua a raccogliere quelli che sono i frutti proprio dell'arrivo della carovana rosa e il comune di Treviso già rilancia da giugno a luglio un grande evento internazionale sempre dedicato allo sport, questa volta però dedicato al rugby. Ci sarà un torneo internazionale di rugby che anche in questo caso accenderà i riflettori internazionali sulla città di Treviso. Quando più o meno? Nel mese tra giugno e luglio ci sarà questo grandissimo evento e ne sentirete parlare. Non entra nei dettagli ma assicura un nuovo grande evento per la città. Mario Conte ha archiviato il successo della 18ª tappa del Giro che ha portato nel capoluogo oltre 30.000 visitatori. Resta tanta gioia ovviamente che io vedo negli occhi della mia comunità, che ha saputo accogliere davvero nel migliore dei modi la carovana rosa, gli sportivi, i campioni e anche tutti quei turisti che sono appassionati di ciclismo, che sono venuti in città, perché una delle cose che più mi ha colpito è stata proprio questa internazionalità anche dei tifosi che sono arrivati davvero da tutto il mondo. Tappa trevigiana che fa parte di un gran finale che parla rigorosamente veneto. Regista dell'operazione d'arresto è la stessa regione. Abbiamo il tappone dolomitico che è tutto nostro quest'anno con l'arrivo in Fedaia e poi infine voglio ricordare la grande cronometro con la conclusione del Giro all'Arena di Verona. Quindi la Valpolicella, il Prosecco, le Dolomiti, tutti i patrimoni dell'umanità. Luca Zai a questo punto rilancia l'obiettivo dichiarato e soprattutto uno. Le Olimpiadi sono un obiettivo certo, visto e considerato che ci sono state aggiudicate, stiamo lavorando, ovviamente abbiamo avuto questi 2 anni di pandemia che non ci hanno aiutato, però si va avanti alla grande. Di fatto una ripartenza per il territorio, lo ha confermato il pubblico e lo ribadisce un'illustre trevigiana d'adozione. Io di ciclismo me ne intendo zero, ma sono qua per far felice mio figlio. Come la trovi questa Treviso? Beh, io sono innamorata di Treviso da sempre, è la mia piccola Parigi. Si ritorna fortunatamente a vivere, abbiamo tutti bisogno di un po' di leggerezza, finalmente di lasciarci andare, perché sono stati 2 anni difficili assolutamente per tutti, molto duri, e adesso abbiamo voglia di spettacolo, di arte, di sport e tutto ciò che ci può far sognare. SOS Medici di Base, l'allarme lanciato in Veneto riguarda tutti i cittadini, anche quelli che non hanno più una casa, una residenza. Per questo bisogna intervenire con una legge di civiltà. Siccità sanitaria. In Veneto c'è carenza di medici di base. Solo nell'area dell'Ulsottoberica mancano 108 dottori di famiglia, con migliaia di pazienti rimasti scoperti. Per questo il Consiglio regionale ha approvato una vera e propria rivoluzione: consentire agli specializzandi del primo anno di seguire non più 650 pazienti, ma 1000 e poi 1200 il secondo e il terzo anno. Così viene data una risposta ai cittadini, ma non a tutti. Mancano gli ultimi, gli emarginati, i senza tetto. In Veneto mancano sempre più medici di base. È un problema gravissimo su cui i cittadini continuano a scriverci, a dirci che serve un intervento. C'è una responsabilità forte anche da parte della Regione, che negli anni ha programmato troppe poche borse di studio per i medici di medicina generale, ma c'è anche chi il medico di base proprio non ce l'ha, nel senso che non ce l'ha mai avuto, e sono le persone senza fissa dimora. Il problema in questo caso è nazionale. In Italia la possibilità di avere il medico di base è legata alla residenza. Quindi per esempio un imprenditore fallito che viene sfrattato da casa sua e quindi non ha più una residenza si trova improvvisamente non soltanto per strada ma anche senza le cure primarie, senza il medico di base. Nella stagione della crisi economica, energetica,
il problema è ancora più forte, più sentito, più urgente, perché aumentano le nuove povertà e chi non ha più una residenza è costretto a rivolgersi al pronto soccorso, un costo sanitario molto alto. Se fosse garantito a tutti il medico di base, sarebbe un risparmio. Si risparmierebbero tanti soldi dando il medico di base anche senza fissa dimora, anche a chi non ha una residenza, perché gli accessi in pronto soccorso all'ospedale in generale costano molto di più di assicurare quello che tutti noi abbiamo diritto di avere, e cioè una legge di civiltà che dia a tutti un medico di base. Una legge di civiltà che è giusto discutere e che può essere fatta a livello regionale. Insomma, in Veneto si può risolvere il problema dei senza tetto, che sono anche senza medico di base. Noi abbiamo depositato un progetto di legge in Veneto che vogliamo che sia discusso, perché già l'Emilia Romagna e la Puglia come regioni, siccome il sistema sanitario ovviamente è gestito dalle regioni, l'hanno approvato. Anche il Piemonte sta per approvare questa norma. In questa regione è stata approvata all'unanimità, per cui speriamo che anche in Veneto si possa approvare all'unanimità una legge come questa. Insomma, dopo la pandemia abbiamo imparato quanto sia importante un'assistenza sanitaria diffusa. È un atto di giustizia, è un atto di sicurezza per la salute di tutti. Dare un medico di base a tutti è una legge di civiltà e che deve essere un diritto di tutti, quello di poter essere curato. Abbiamo visto durante la pandemia quanto questo sia davvero un diritto che deve essere assicurato a tutte le persone e a tutti i cittadini. Un convegno e una settimana ricca di incontri, la prossima a Padova per parlare di epilessia, dibattiti e conferenze in vista del convegno della Lega Italiana contro l'epilessia. Una settimana di incontri e dibattiti per parlare di epilessia, una malattia che porta con sé ancora molti pregiudizi. Ogni anno in Veneto sono tra i 2.500 e i 5.000 i pazienti che hanno una prima crisi. In totale sono circa 500.000 quelli che soffrono di questa patologia. Ringraziamo tutti gli operatori e le istituzioni che ci consentono di accendere e di dare maggior risalto alle necessità, agli avanzamenti e ai progressi della scienza medica per le persone affette da epilessia. È una settimana che, appunto, come è stato detto, culminerà in un importante appuntamento per i professionisti dell'epilessia con il Congresso Nazionale della Lice proprio qui a Padova, e la Lice celebra 50 anni di esistenza, quindi hanno ritenuto importante fare questo in una città così importante da un punto di vista di eccellenza della scienza medica. Anche se c'è reticenza nei confronti dell'epilessia da parte dei malati stessi, chi ne soffre però non deve privarsi di una vita normale, dal lavoro allo sport. Tutti i grandi temi delle epilessie, perché ci sono diverse forme di epilessia, i loro rapporti con altre patologie, la necessità di una vita decente e felice possibilmente, sia nella società, sia nel lavoro, sia nella vita e nell'attività sportiva. Quindi un grande contributo che speriamo possa essere dato da questa ulteriore iniziativa di Fuori dall'Ombra, Insieme per l'Epilessia, per sensibilizzare la popolazione e per favorire un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone con epilessia. Una biciclettata alla scoperta delle bellezze dei 5 comuni trevigiani e c'è anche un padovano bagnati dal fiume Sile. Quella organizzata nell'ambito del progetto Alto Sile. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica del Veneto. La data da segnare sul calendario è domenica 19 giugno. L'evento è Alto Sile by Bike, una biciclettata per conoscere le bellezze dei 5 comuni, Vedelago, Morgano, Quinto, Istrana e Piombino Dese, bagnati dal Sile. 3 circuiti da 15, 20 e 33 km che porteranno i partecipanti a toccare alcuni siti naturalistici e culturali come l'Oasi di Cervara, il Gran Bosco dei Fontanassi, la Rotonda di Badoere. 4 gli ingressi e i percorsi, un modo per accompagnare i ciclisti alla scoperta delle peculiarità dei 5 comuni. Dobbiamo offrire al turista le nostre eccellenze, dobbiamo farle conoscere e ciascuno deve metterci del proprio a livello quindi sia di attrattività dal punto di vista sportivo ma anche enogastronomico e unire anche il culturale. Si tratta del primo evento che rientra nel più ampio progetto di marchio d'area Alto Sile che ha visto il comune di Morgano capofila con il successivo coinvolgimento degli altri territori bagnati dal Sile, con l'obiettivo di promuovere il turismo in quest'area che attraversa le province di Treviso e Padova.
per dare appunto lustro, per dare operatività soprattutto alla nostra progettualità di promozione territoriale. Ci auspichiamo che la partecipazione sia numerosa e che tutti i cittadini, non solo ma anche dei territori limitrofi, vengano a trovarci e vengano a percorrere i nostri bellissimi territori. Fondamentale in questa avventura è il gioco di squadra tra tutte le amministrazioni coinvolte. L'idea è quella di insieme portare avanti un progetto che possa avere una ricaduta in tutti i 5 comuni, però con magari un po' meno sforzo, perché chiaramente da soli si fa quel che si può. Oltre 1 migliaio le persone attese per questo primo evento, soprattutto famiglie e naturalmente tanti bambini. È la prima iniziativa dopo questo periodo di pandemia ed è un modo di far conoscere il territorio del parco che molte volte non è conosciuto. È un modo per far avvicinare i ragazzi, i bambini già alla natura, che è fondamentale nel nostro sistema di vita. Ci fermiamo adesso, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta tra poco. Rieccoci in diretta, saluto il professor Vittorio Filippi, sociologo. Buongiorno professore, ben ritrovato. Buongiorno a voi, buona giornata. Allora, professore, lei ci deve aiutare a fare un'analisi di quello che è un allarme. Ne abbiamo parlato anche prima con il direttore della CNA del Veneto, quella della carenza di personale, soprattutto di giovani. E c'è chi punta il dito contro il reddito di cittadinanza, poi magari facciamo un accenno anche a questo. C'è chi dice che i ragazzi hanno poca voglia di sacrificarsi, c'è chi, gli imprenditori che dicono di fronte magari ad orari, pensiamo magari al cameriere che deve magari lavorare di sabato e di domenica, lavorare tardi, si rifiutano e preferiscono magari appunto starsene a casa in attesa di un lavoro migliore. C'è chi anche ha detto qui bisognerebbe fare un cambiamento sociologico anche all'interno delle famiglie. Lei che è a contatto con i ragazzi, che cosa ci può dire? C'è davvero poca voglia di sacrificarsi o dietro a questa carenza, a questi rifiuti di certi lavori c'è dell'altro e spesse volte si punta troppo il dito contro i giovani? Allora, io direi che ci sono almeno due aspetti. Uno è banalmente quantitativo, nel senso che per motivi demografici i giovani sono molto di meno rispetto al passato e anzi sono sempre di meno a causa della caduta delle nascite che ci trasciniamo avanti ormai da diversi decenni. È ovvio che abbiamo sempre meno giovani. Quindi dire che non ci sono giovani che si offrono sul mercato del lavoro parte da una constatazione un po', come dire, quasi di tipo statistico-demografico, banale ma vera, e cioè che abbiamo una diminuita offerta di giovani per motivi squisitamente demografici. Non sono mai nati, ecco, o ne sono nati molti di meno. Il secondo motivo invece non è di tipo quantitativo, ma di tipo più qualitativo, e cioè possiamo anche chiamarlo di tipo socioculturale, e cioè quando noi diciamo i giovani non hanno voglia, io non so se sia una categoria morale adatta, quella della pigrizia, e quindi di definirli pigri o svogliati o fannulloni o peggio ancora. Eviterei questi termini così di carattere un po' moralistico, ma di sicuro se non hanno voglia è perché sono in grado di non aver voglia, nel senso cioè che hanno accanto a loro un sistema garantistico che in qualche misura permette in nero o non in nero, permette di avere una fonte di reddito. Sto alludendo sia a sussidi di tipo pubblico, lei ne aveva citato uno, ma alludo anche a, come dire, quel welfare privato che è la famiglia, che sono i genitori, e questo fa sì quindi che i giovani si possano permettere, questi minor numero di giovani, si possa permettere il lusso di aspettare, di stare in panchina, di anche idealizzare il lavoro che vorrebbero, spostandolo certamente in avanti
dal punto di vista della biografia, dal punto di vista dell'età. E questo è un bel paradosso, perché vedevo oggi i numeri, una regione come il Veneto, che tra l'altro ricordo è la prima regione turistica italiana, dove il turismo per motivi anche così climatici sta ripartendo alla grande, spero, si trova ad avere un deficit di addetti. E qua si tocca un altro tasto forse un po' delicato, e cioè il discorso del turismo e più in generale di tutti quelli che sono i servizi alla persona è, come dire, dal punto di vista lavorativo non ha, come dire, quella scansione temporale prevedibile, netta, che è tipica del lavoro industriale, ma ha appunto il discorso del sabato, della domenica, della sera, anche della notte avanzata, che oggi i giovani, e anche questo è un aspetto socioculturale, come dire, che ormai c'è da qualche anno, i giovani vogliono, come dire, non essere sacrificati da questo punto di vista, ma essere loro stessi parte di questo divertimentificio che è diventato il luogo balneare, il luogo della vacanza, la notte stessa e così via. Professore, però poi ci sono dei giovani che questi lavori ritenuti di serie B vanno a farli magari all'estero. È una provocazione quella che le faccio, ma è perché fa più effetto dire ho fatto il cameriere a Londra piuttosto che l'ho fatto a Jesolo? No, non è la stessa cosa però, perché fare il cameriere a Londra e farlo a Jesolo, farlo a Londra presenta due marce in più. Nel senso, uno, forse tre. La prima è chiaramente l'aspetto linguistico. Se io faccio il cameriere a Londra, si presume che abbia o acquisisca una certa padronanza della lingua inglese. Se lo faccio a Jesolo, no, evidentemente. Quindi un aspetto è questo. Due, l'esperienza all'estero per definizione è l'esperienza di studio, di lavoro, di qualsiasi tipo. L'esperienza all'estero è sempre un'esperienza che mentalmente apre, perché ci costringe all'incontro con persone diverse, culture diverse, modalità diverse, esperienze diverse. E in terzo luogo, ultimo ma non meno importante, fare il cameriere a Londra è, credo, molto probabilmente meglio retribuito che farlo qui. Quindi ecco, ha una sua logica che può sembrare assurda o può sembrare perversa, ma dire fare la stessa esperienza qui o fare la stessa esperienza all'estero, e soprattutto in un estero importante, insomma sto parlando di una delle capitali mondiali, nell'esempio che lei ha citato, sì, non è la stessa cosa. Nel curriculum credo conti molto di più l'esperienza fatta all'estero, giustamente. Entrare però nel mondo del lavoro, anche qui in Italia, anche in un nostro locale italiano, non è comunque un'esperienza formativa, al di là dell'importanza, come ha sottolineato giustamente lei, di quello che può essere un'esperienza all'estero, ma comunque un primo impatto con il mondo del lavoro non dovrebbe essere qualcosa che viene anche stimolato proprio all'interno del nucleo familiare per far capire poi come funziona la vita, perché troppo facile ormai per i ragazzi di oggi avere spesso quello che viene da loro richiesto e magari manca quel passo per capire quanto è faticoso poi ottenere quello che loro trovano facilmente. E quindi un'esperienza lavorativa non sarebbe comunque un'esperienza di vita ovunque la si faccia, ma importante e da promuovere proprio anche all'interno del proprio nucleo familiare? Allora, anche su questo le do due risposte. Dal punto di vista teorico sono d'accordissimo. Qualsiasi esperienza lavorativa è in sé, come esperienza di vita, è un'esperienza che arricchisce. Tutte le esperienze arricchiscono, anche quelle negative arricchiscono, perché ci permettono poi di evitarle o di gestirle al meglio. Per cui certo, fare i conti con la realtà del mondo del lavoro, che significa quindi con le proprie abilità, con le proprie capacità, nel rapportarsi con gli altri, nel rapportarsi con i superiori, nel rapportarsi con il denaro,
la retribuzione, con l'orario, con la disciplina anche del lavoro, è sempre un fattore di ricchezza personale, e su questo questo è indubitabile. Che le famiglie su questo ci sentano io non lo so, perché bisogna tener conto che le famiglie non sono più quelle di 50 o 70 anni fa, ma sono diventate famiglie iperprotettive, sono diventate delle famiglie che spesso sono le sindacaliste dei figli, e credo che la mentalità familiare, perlomeno di buona parte delle famiglie, sia quello di foraggiare il figlio, spesso sempre più ormai unico, e proiettarlo verso lavori realisticamente o no, non lo so, ma verso lavori alti, ideali, ottimali, se mai arriveranno. Quindi ecco, dal punto di vista delle famiglie non mi aspetterei su questo una grande, come dire, alleanza nel prendere anche quelli che sono i cosiddetti lavori di serie B, anche se non mi piace l'espressione lavoro di serie B, perché tutti i lavori hanno alla fine, pur nella legalità ovviamente, hanno una loro dignità. Assolutamente, fa bene a sottolinearlo, professore. Le chiedo il ruolo della scuola in tutto questo, se un ruolo può averlo la scuola, al di là poi delle scuole di formazione professionali che hanno quella missione, quella di formare poi dei lavoratori specializzati magari in determinati settori, ma la scuola in generale nel ruolo di inserire poi il ragazzo, di fargli capire l'importanza del lavoro, dell'esperienza lavorativa. Beh, ecco, sicuramente la scuola deve essere orientante, deve fare un lavoro di orientamento e non deve essere una scuola, come dire, parallela, sganciata dal mondo del lavoro. Io vedo sempre di buon occhio le scuole, quelle non professionali, quindi anche un liceo classico, quindi, che organizza con gli studenti incontri con realtà aziendali, che realizza incontri con imprenditori, che realizza incontri con uomini del mondo del lavoro, per cui possono avere quindi degli input anche auto-orientanti, cosa farò da grande, cosa farò un domani, che università sceglierò e così via, proprio grazie a queste scuole che, pur insegnando materie necessariamente, come dire, teoriche, però fanno delle intrature, degli zoom sulla realtà del mondo del lavoro, che prima o poi insomma è lì fuori ed è ineliminabile, e prima o poi si deve affrontare, e quindi è meglio affrontarla certamente con una psicologia adatta e non con un'attrezzatura mentale del tutto teorica e distaccata. Lei prima ha detto non mi piace usare certi termini parlando dei ragazzi, forse anche troppo facilmente ci si lascia andare a termini pesanti quando si parla dei giovani d'oggi. Spesso gli si punta il dito contro. Beh, credo sia un po' inutile farlo, perché sembra quasi che questi giovani, che poi sono i nostri figli, non è che vengano da altri pianeti e quindi sono arrivati qui col disco volante, ma sono i nostri figli due volte, sono i figli dei genitori, certamente, ma sono anche i figli di questa società che gli adulti hanno fatto, creato e oggi proposto. Per cui insomma vittimizzare i giovani salvando gli adulti che ci stanno dietro mi sembra un pochino ingiusto, perlomeno. Però forse è vero, alla chiusura di questa analisi che abbiamo fatto insieme, che c'è bisogno di un cambiamento sociologico che abbracci tutta la società? Beh, io credo che qui dovrebbe essere quasi un discorso di quadrilatero, nel senso che vanno coinvolte sicuramente le imprese,
che si trovano ad avere una realtà nuova, insomma, no? E anche col discorso di avere giovani in calo per motivi demografici. Poi il secondo attore è chiaramente la scuola. Tutti i giovani vanno a scuola, ma non possono vivere per tutta la vita a scuola. La scuola deve essere come dire, un ponte, un transito necessariamente. Il terzo aspetto è chiaramente la famiglia. Senza la famiglia non si va da nessuna parte. E infine il quarto aspetto sono, se vogliamo, i giovani stessi. Sono loro, alla fin fine, gli attori, i creatori o certe volte le vittime di loro stessi. Su questo va data consapevolezza. Non serve a niente attaccarli come incapaci o pigri o fannulloni, ma va data la consapevolezza del ruolo che hanno e che soprattutto avranno di qui a breve. Protagonisti della società, soprattutto i giovani. Grazie davvero professore, grazie per averci aiutato a fare questa analisi molto importante, perché è un tema che si sta toccando spesso nelle nostre dirette, quindi grazie per questa lettura, grazie a Vittorio Filippi, sociologo, grazie professore, grazie a presto. A voi. Buona giornata. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie professor Filippi, e questa insomma l'interpretazione sociologica, ma anche di docente, di chi ha a che fare sempre con i giovani, spesso l'abbiamo detto con il dito puntato perché ritenuti fannulloni, però c'è bisogno di un coinvolgimento, di un accompagnamento che deve partire dalla famiglia ma abbracciare tutta la società per far capire appunto l'importanza e il ruolo che i giovani hanno nel tessuto economico ma nella vita della nostra società. E adesso il caso che è scoppiato a Vicenza in Consiglio Comunale, perché nel corso dei confronti e degli interventi Raffaele Colombara della lista di centro-sinistra, quartiere al centro, si è lasciato andare ad una espressione che per alcuni dei presenti potrebbe essere blasfema, ma lui assicura: non ho bestemmiato, e però naturalmente è scoppiata la polemica che continua a far discutere in città. Bene, si vota la delibera. Ma che sia, vota solo? Di sfida politica, di sfida a colpi di accuse e contraccuse. Il terreno dello scontro è Palazzo Trissino, l'aula del Consiglio Comunale di Vicenza. Il presidente prende la parola e invita a votare la delibera, ma Raffaele Colombara si lancia in un'imprecisata espressione che sfuma dietro al microfono, rimasto aperto. Io ho semplicemente detto che se la votasse l'assessore, la delibera, e aggiungendo un'espressione che era un intercalare tipicamente veneto. Ecco la versione originale data dal protagonista di questo episodio il giorno dopo un consiglio comunale incandescente. Qualcuno ha creduto di sentire un'imprecazione blasfema, tanto che il consigliere comunale Roberto Cattaneo, pochi minuti dopo, era intervenuto censurando l'accaduto. Certe espressioni contro un culto religioso all'interno di questa assemblea non vanno bene. E oggi infatti si è scatenata la polemica. Noi ovviamente siamo andati dall'interessato perché possa fornire la sua versione dei fatti. Non si tratta sicuramente di una bestemmia, con questo ci siamo confrontati con l'avvocato e anzi da questo punto di vista proseguiremo con una querela nei confronti di quelli che stanno usando questo episodio per discreditare la mia persona, e quindi non tanto per la mia persona ma per la verità e l'onestà che è della figura. Insomma, Raffaele Colombara, consigliere comunale di centrosinistra della lista Quartieri al Centro, insiste: l'audio è sfumato, non si sente bene, ma lui è sicuro. Non ha bestemmiato. Non nominando nessuna divinità, appunto aggiungendo un intercalare veneto. Quale? Appunto non nominando uno zio. Ma perché ce l'ha con suo zio? Lo zio di chi? Allora, noi su questo possiamo scherzare e anche noi veneti su queste cose, voglio dire, fa parte del gioco, però non va bene che su queste cose si costruisca invece delle accuse che vanno a toccare, come è stato fatto da parte di qualcuno, l'onorabilità delle persone nel loro lavoro, nella loro sfera privata. Questa la versione di Raffaele Colombara, ma il consigliere comunale di centrodestra Roberto Cattaneo insiste che nel tempio della politica vicentina, il consiglio comunale, certe cose non dovrebbero succedere.
Io ieri sera ho sentito una parola che non posso ripetere sicuramente all'interno di questa intervista, che poi si trasforma in imprecazione diversa, potrebbe anche esserci, però ricordiamoci sempre che eravamo all'interno di un consiglio comunale e queste cose non devono per forza succedere. Ho voluto richiamare comunque nella lettera mandata dal consigliere Colombara tutti i consiglieri a non travalicare quelli che sono i limiti della dialettica politica pur accesa. Il presidente del Consiglio Comunale richiama tutti a tenere un comportamento consono. Insomma, non resta che concludere con il protagonista di questa vicenda. Raffaele Colombara, al di là del VAR su quello che ha detto o non ha detto, si scusa per l'accaduto? Io posso anche magari scusarmi perché per l'intemperanza eccetera, dopodiché voglio anche ricordare a tutti quanti che siamo in Consiglio Comunale e credo che sia più apprezzato magari un intervento da parte di qualcuno che lo fa con passione e magari anche in maniera focosa piuttosto di chi da 4 anni siede su quei banchi e non ha mai aperto bocca. Dunque avete sentito una polemica che sicuramente continuerà a far discutere a Vicenza, 2 posizioni contrapposte e quindi non mancheranno le polemiche anche nei prossimi giorni. Adesso ci fermiamo, previsioni del tempo, poi pubblicità e poi ritorniamo in diretta, parliamo di agricoltura, dalla siccità ai danni causati dal maltempo. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. Abbiamo assaporato giornate soleggiate e calde. Nel weekend cambia tutto. Un fronte freddo irromperà dal nord Europa, arriveranno temporali anche forti, vento e un brusco calo termico. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 28 maggio ci mostra una situazione variabile, sarà buono al mattino, poi nuvolosità in aumento, specie dal pomeriggio sono attesi rovesci un po' dappertutto. Attenzione a possibili fenomeni anche intensi e locali grandinate, venti moderati da nord-est. Temperature come detto in sensibile diminuzione, lo vedete, minime tra 12 e 15 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso piogge sparse e intermittenti, in genere moderate sulla zona montana e sulla costa, più deboli in pianura. Soffierà bora moderata forte nella notte a Trieste. Temperature minime sui 12-14 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà parzialmente soleggiato al mattino, rovesci diffusi anche intensi temporali al pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Rieccoci in diretta, andiamo a Treviso perché oggi c'è stata un'importante intitolazione per la biblioteca di Borgo Cavour, proprio nel cuore della città. Saluto Cristian Arboit insieme all'assessore Lavinia Colonna Preti. Buongiorno assessore, buongiorno Cristian. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antena 3. Dicevi bene, un'importante intitolazione a un trevigiano illustre, tra l'altro a pochissimi passi dalla mostra di grande successo della Bailo dedicata al Canova. Tra l'altro ti posso già dire, prima di entrare nel vivo di questa intitolazione, che è l'ennesimo sabato di sold out per la città di Treviso, perché ci sono tantissimi turisti in giro, tanti turisti stranieri, in una città così non si vedeva da tantissimo tempo. Questo è giusto dirlo dalla premessa, no, assessore? È piena. Confermo che è tutto pieno, quindi una grande gioia. Oggi è una giornata tanto importante per Treviso e per la sua vita culturale.
Giovanni Commisso. Giovanni Commisso, pensate, per chi non lo conosce, è uno degli scrittori più importanti del Novecento ed è un trevigiano. Pensate che una casa editrice prestigiosa come la Nave di Teseo ha scelto qualche anno fa proprio di ristampare tutta la sua opera omnia. Quindi questo è proprio testimonianza dell'importanza di Giovanni Commisso. È un momento molto speciale per la città e di festa, perché la richiesta di intitolare la biblioteca un atto assolutamente dovuto è arrivata da tutte le maggiori associazioni culturali della città di Treviso. Quindi una grande festa in cui l'amministrazione ha accolto proprio la richiesta popolare dei suoi cittadini e vuole essere un punto di partenza, perché non vuole essere una semplice intitolazione, ma vuole creare uno spazio che tra l'altro ospita il prestigioso archivio di Giovanni Commisso, che ci è stato donato tanti anni fa dal Rotary Club di Treviso, e vuole essere quindi un contenitore sia la biblioteca, ma la biblioteca ha la fortuna di essere a pochissimi metri dal nuovo Musa Bailo, che è una bellissima sala conferenza, un punto di partenza per trovare tanti modi e tanti eventi per celebrare il nome di Giovanni Commisso, che può diventare anche un'ulteriore attrazione culturale e turistica della nostra città. Ricordo che in tante città sono famose le passeggiate letterarie, così come attraverso una riscoperta giocosa, leggere Giovanni Commisso può essere una scoperta stupenda per tanti giovani e per tanti ragazzi, perché io invito tutti a leggere i suoi libri. Se si leggono i suoi libri veramente diventa, non ne potete più fare a meno, perché scrive in una maniera veramente divina, trasmette un'energia, un amore, una passione e descrive la città di Treviso in un modo talmente magico che sicuramente poi vorrete leggere altri suoi libri. Questo è un invito quindi alla lettura dell'assessore Lavinia Colonna Preti, quindi non solo arte, non solo l'arte del Canova, non solo le bellezze della città che in tanti stanno riscoprendo, ma anche la dimensione, diciamo così, letteraria della trevigianità di cui appunto Commisso era un ambasciatore, assessore. Assolutamente, ritornando alle cronache, ricordo che Commisso è morto a Treviso nel 1969. Se si riprendono le cronache degli anni, diciamo, di massima espressione della sua carriera, vedete che non c'era pubblicazione, che non c'era importante quotidiano, rivista dell'epoca, che non gli chiedesse di fare da editorialista. Quindi è stato veramente una delle penne più famose e importanti d'Italia, sia come scrittore ma anche come giornalista. Quindi pensate all'importanza dell'atto dovuto di intitolare la biblioteca storica proprio lui. E questo ci offre tante possibilità. Ricordo e ringrazio anche l'associazione Giovanni Commisso, perché Treviso ospita anche un premio letterario che, pensate, è tra i primi 5 premi letterari d'Italia, che è il premio Giovanni Commisso, che speriamo possa anche crescere grazie al supporto di Assilus e di tutte le realtà che lo stanno supportando in questi anni, e quindi possa crescere anche come attrattiva culturale della città. Un'altra cosa che ci tengo a dire, perché è un punto fondamentale della nostra amministrazione, è la valorizzazione, la promozione e portare la conoscenza dei padri fondatori della città di Treviso. Stiamo facendo tanto sotto questo punto di vista, parlo per esempio della Fondazione Mazzotti che stiamo rilanciando, parlo per esempio della memoria di Mario e Mavi Buttera, a cui abbiamo dedicato un'ombra, quindi un'ombra creata dalla nostra amministrazione per Buttera, o anche recentemente, che è un'assoluta novità, ricordare Beppo Maffioli, a cui si è intitolato un premio di drammaturgia di un festival del Teatro Stabile della città. Quindi queste sono tutte cose importanti, perché è una frase forse un po' abusata, ma veramente una società e una città che non ricorda quelli che sono la sua storia, i suoi fondatori, è una civiltà senza futuro. Siccome noi vogliamo che Treviso, dal punto di vista culturale, sia più viva e abbia più futuro che mai, noi crediamo nella valorizzazione di chi Treviso l'ha fatta grande, e questo credo che sia una delle responsabilità più alte e importanti che un'amministrazione possa avere oggi. Grazie davvero Assessore Lavinia Colonna Preti. Questa sera, Francesca, anche le voci dei parenti di Giovanni Commisso, da una Treviso che adesso è ventosa ma insomma particolarmente vivace. Ti restituisco la linea.
Grazie a Cristian Arboet, grazie all'assessore Colonna Preti. Una Treviso ventosa, ci sono già i primi temporali con forte vento, grandinate ai confini tra il veneziano e il trevigiano, pioggia nel vicentino, insomma il maltempo annunciato sta arrivando nella nostra regione, maltempo che purtroppo rischia di aggravare una situazione già compromessa, già in parte compromessa per l'agricoltura. Saluto Salvatore Feletti, presidente CIA Treviso. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti i telespettatori. E allora Presidente, iniziamo proprio dai danni causati dal maltempo di martedì sera. Abbiamo visto le grandinate, sembrava quasi neve, le strade completamente imbiancate, abbiamo impresse le immagini dell'Asolano ma non solo, e naturalmente il pensiero è andato subito alle colture. C'è una stima dei danni e quali sono poi appunto le colture che sono state maggiormente danneggiate da quelle precipitazioni di qualche giorno fa? Sì, allora le stime sono ancora in corso d'opera perché l'area interessata dalle precipitazioni è molto vasta. Infatti si parte dal Vicentino e si arriva fino al Veneziano, quindi sono migliaia di chilometri quadrati. Diciamo poi oltretutto che insomma le grandinate si sono sviluppate a macchia di leopardo, quindi ci sono territori devastati, però per fortuna in mezzo ci sono state anche delle aree che si sono salvate. Vedo qui nelle immagini che ho a mia disposizione impianti soprattutto per le coltivazioni arboree di frutteti distrutti, serre volate via con il vento, quindi situazioni drammatiche per moltissime aziende. Le colture più colpite appunto sicuramente la frutta, penso alle ciliegie di Maser che erano prossime alla raccolta in questa settimana, infatti anche la festa della ciliegia è stata sospesa appunto per l'evento drammatico che ha portato alla totale distruzione del prodotto. I kiwi, strutture che sicuramente si sviluppano in altezza, quindi anche con coperture di reti che purtroppo si sono appesantite per l'accumulo di grandine e sono crollate facendo danni ingentissimi. Poi abbiamo oltretutto anche la cultura del vigneto che anch'essa dove è passata la grandine, vista anche la precocità della stagione, ha fatto danni non indifferenti. Quindi una conta al momento è difficile da fare, quantificare le perdite e comunque i danni? Sicuramente sono ingenti, poi appunto ripeto l'area è vasta, quindi servirà ancora un po' di tempo per valutare con precisione l'entità del danno. Purtroppo ormai siamo abituati a fenomeni così violenti, abbiamo avuto un caldo torrido, certo non conforme con il mese di maggio, e poi questi fortunali, questi temporali violenti, queste grandinate, e appunto ormai siamo abituati, è da anni che ci troviamo di fronte a queste situazioni meteorologiche particolarmente violente. E come ci si può tutelare per quanto riguarda il tempo? Non lo si controlla, ma si parlava spesso di assicurazioni, ma ancora pochi quelli che fanno fronte proprio, che approfittano di assicurazioni per poter mettere mano ai danni subiti. Com'è la situazione, Presidente? La tutela da certi fenomeni atmosferici è molto difficile purtroppo. Di sicuro l'assicurazione è uno strumento che permette quantomeno di garantire il reddito a fine stagione, però non è detto che tutte le aziende possano permettersi una copertura assicurativa, perché in base al capitale assicurato, alla tipologia di prodotto, non sempre a volte è possibile assicurare. Nel caso dei vigneti appunto possiamo assicurare la produzione, c'è anche la possibilità di coprire le strutture, però appunto poi i costi assicurativi vanno alle stelle. Penso soprattutto alle produzioni frutticole, kiwi, ciliegie, mele, che comunque appunto hanno strutture magari coperte, però venti forti e accumuli di grandine possono portare al crollo appunto di queste strutture, e le assicurazioni vanno ad incidere non poco poi se uno vuole coprire sia il prodotto che poi la struttura. Quindi non è semplice individuare per la propria azienda la soluzione migliore per coprire. Abbiamo un problema con il collegamento, vediamo di ripristinarlo. Abbiamo capito insomma quelli che sono i danni.
causati da un maltempo che ha aggravato e non ha aiutato una situazione che veniva da mesi di siccità. Le piogge, abbiamo fatto ci sono stati oltre 100 giorni senza piogge, una primavera davvero caratterizzata da una forte siccità. Si sperava nelle piogge, ma quelle che sono scese, questi temporali così violenti, non hanno di certo aiutato, anzi hanno aggravato la situazione. È atteso poi nelle prossime ore una nuova ondata di maltempo, e questo si aggiunge tutto quello che va a pesare sull'agricoltura, anche legato a livello internazionale. Allora, in attesa di ripristinare il collegamento con il presidente di CIA Treviso, io lancerei un servizio che è in qualche modo legato al mondo dell'agricoltura e dell'allevamento, che riguarda una provocazione per quanto riguarda l'alpeggio. Questo è periodo di alpeggio, ma c'è il timore degli attacchi dei lupi che si fanno ormai quasi quotidiani. Allora arriva proprio una provocazione, la sentiamo e poi ripristiniamo il collegamento con il presidente della CIA Treviso. Fare la stagione dell'alpeggio in montagna è troppo pericoloso a causa dei lupi? Poco male, porteremo le bestie in malga a Jesolo. E questa è la provocazione che arriva da Egidio Bergamo di Confagricoltura, che in queste ore sta organizzando il trasporto dei suoi animali in altura per la stagione estiva. Peccato che lui, come tanti altri allevatori, sia spaventato da quel che può succedere sui rilievi del Bassanese a causa della presenza di lupi sia in altopiano sia sul massiccio del Grappa. Sentite la sua proposta. Siamo pronti per la stagione monticatoria. Quest'anno invece di portarli in montagna le porteremo a Jesolo, perché almeno lì porteremo le nostre vacche al sicuro al pascolo, perché qui i ministri non ci tutelano noi lavoratori e i nostri animali. Una provocazione, certo, ma è anche un grido d'allarme, una richiesta d'aiuto da parte di chi si ritrova a dover gestire la convivenza con i branchi di predatori attivi sulle nostre montagne, senza un aiuto da parte di chi ha la responsabilità di fare scelte importanti. Alla fine anche Egidio salirà con i suoi animali, resta da capire se torneranno tutti a casa oppure se faranno la fine di tanti altri, vacche, asini, pecore e ora anche pony, diventati cibo per i lupi. Una provocazione, ma sicuramente che serve per mantenere alta l'attenzione su quello che è il problema degli attacchi dei lupi agli animali al pascolo. Stiamo cercando di ripristinare il collegamento con il presidente della CIA Treviso per parlare di siccità, ma anche di quelle che sono le altre conseguenze che stanno coinvolgendo il mondo dell'agricoltura e legate anche al conflitto in Ucraina. Ma allora intanto andiamo avanti con con le notizie, perché la regione del Veneto è in prima linea contro i reati ambientali. In tal senso Venezia e la sua laguna attenzionate speciali grazie al sodalizio con il Comando Forestale dei Carabinieri del Veneto. Chi inquina deve pagare. La Regione ha gli strumenti per rivalersi dei costi sostenuti per le bonifiche dei siti inquinati a seguito di reati ambientali che interessano la laguna di Venezia e il suo bacino. L'obiettivo: recuperare i soldi pubblici che sono stati investiti per le bonifiche in stretta collaborazione con il Comando Regionale dei Carabinieri Forestali del Veneto. Essendo una regione ad alta densità di popolazione, essendo una regione particolarmente evocata all'attività agricola, economica, industriale, è chiaramente in termini matematici è chiaro che i reati ambientali sono di gran lunga i reati che ci preoccupano in modo particolare. Nell'ambito dei fondi di competenza regionale della legge speciale per Venezia, destinati più di 10 milioni di euro per la bonifica di siti contaminati in alcuni comuni ricompresi nel bacino scolante della laguna di Venezia, tra i quali nel veneziano Salzano, Marcon e Venezia, solo per citarne alcuni. Le ultime attività in particolare che abbiamo svolto sono legate al traffico dei rifiuti ed è un'attività che svolgiamo anche con grande fatica ma con grande determinazione e che ha portato recentemente dei risultati di grande rilievo, ovviamente sotto l'egida della Direzione Distrettuale Antimafia. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio ambientale, sempre nel contesto della legge speciale per Venezia, ha avviato una sinergia tra Carabinieri Forestali, Regione del Veneto e ARPAV, al fine di controllare la qualità delle acque della laguna.
ha la necessità di essere assolutamente coccolata dal punto di vista della pressione antropica, perché anche questo ovviamente ha un'incidenza non piccola sull'ecosistema, e deve essere particolarmente protetta in tutta la sua area e in tutte le sue zone di interesse comunitario, che sono particolarmente importanti e particolarmente delicate. E allora torniamo da Salvatore Feletti, Presidente CIA Treviso, siamo riusciti a ripristinare il collegamento. Allora Presidente, abbiamo parlato del fronte maltempo che arriva dopo un lungo periodo di siccità e sicuramente, ormai abbiamo imparato a capirlo, però mi corregga se sbaglio, le piogge così violente non aiutano quelle colture già gravate appunto da un lungo periodo di siccità. No, purtroppo le piante dopo un periodo di stress fanno fatica poi a ripartire prontamente con dell'acqua che arriva in modo improvviso. Oltretutto grosse quantità di acqua in pochissimo tempo fanno più danni al terreno che un recupero della mancanza idrica che c'era in precedenza. Quindi ci vorrebbe poca acqua e spesso, però purtroppo noi su questo non possiamo. Niente, siamo proprio sfortunati, probabilmente già il maltempo sta interessando alcune zone della Marca trevigiana e quindi probabilmente stanno influendo anche sul nostro collegamento. Vediamo se riusciamo a ripristinare magari un collegamento telefonico in modo da riuscire a concludere il discorso con il Presidente della CIA Treviso. Vediamo se siamo un po' più fortunati, Presidente. Speriamo, il tempo sta tornando, quindi probabilmente qualche interferenza va ad incidere. Infatti, immaginavamo fosse collegato a questo. Prego. Sì, adesso non so fin dove ero arrivato, fin dove mi avevate sentito, però sì, troppa acqua in pochissimo tempo su un terreno arido fa più danni che bene, per riassumere un po' il concetto. E tra l'altro adesso dovrebbe esserci questa nuova ondata di maltempo, ma già per la settimana prossima si parla nuovamente di temperature molto, molto elevate. E si parla di un'estate probabilmente molto calda alla luce della mancanza di precipitazioni in pianura ma anche in montagna dell'inverno. Si ragiona già di un razionamento, è scomparso di nuovo. Allora io chiedo alla regia se possiamo provare a fare un collegamento telefonico, probabilmente riusciamo a mantenere di più la linea, altrimenti poi si fatica anche a concludere il ragionamento con... Mi sente, Presidente? Niente, allora vediamo di collegarci telefonicamente con il Presidente Feletti per capire insomma quella che è la situazione dell'agricoltura. Si parla di un razionamento dell'acqua per la prossima estate, proprio perché sono mancate le nevicate, le abbondanti nevicate in montagna, le piogge in pianura, e quindi si ragiona già di una possibile razionamento proprio dell'acqua anche per quanto riguarda le colture. Mi sente, Presidente? Sì, la sento. Ecco, scusate il disagio. Ma ci mancherebbe, purtroppo le condizioni meteorologiche influiscono anche su questo, non si preoccupi. Dicevo, si parla già di un razionamento dell'acqua per la prossima estate. Questo come potrebbe influire sulle colture e poi sui raccolti, anche poi in ottica mesi successivi con l'autunno? Questo aspetto è preoccupante, perché mancando l'acqua purtroppo le culture sono destinate alla morte come qualunque essere vivente. Quindi dovesse mancare l'acqua per un periodo prolungato, sicuramente non vedremo la nostra frutta crescere, la nostra uva arrivare in cantina e tutte le produzioni che il nostro territorio riesce a dare verrebbero compromesse. Ora il Consorzio Piave sta lavorando per gestire nel modo più opportuno l'acqua, risparmiando il più possibile, facendo lavori di ristrutturazione degli impianti in modo tale che non ci siano perdite lungo le condotte, sta sviluppando impianti pluvio-irrigui in modo tale da ottimizzare la gestione dell'acqua. Speriamo che il clima possa venirci incontro in modo tale che una pioggia ogni tanto possa aiutare le nostre coltivazioni ad andare avanti.
Presidente, si parla in questo momento a livello nazionale di peste suina, un allarme che si sta diffondendo. In questo momento la situazione è sotto controllo, non riguarda il nostro territorio, ma comunque c'è una preoccupazione su un possibile allargamento del focolaio. Sì, per fortuna in Veneto ad oggi la situazione è sotto controllo, non ci sono casi registrati e i problemi principali si registrano in Piemonte, Liguria e Lazio. Lì il monitoraggio è assolutamente da fare per evitare che ci siano che il virus si diffonda appunto sul territorio. La problematica, diciamo, per fortuna, per assicurare anche gli ascoltatori, non è sanitaria per l'uomo, lo è più che altro per gli animali. Ora il virus è confinato nei selvatici, quindi appunto nei cinghiali, che hanno comunque modo di spostarsi sul territorio. Il problema si presenterebbe poi a livello economico qualora il virus passasse dal selvatico all'animale allevato. Ciò comporterebbe comunque la moria degli animali in prima cosa e comunque poi la chiusura degli allevamenti, perché comunque l'animale ammalato poi non può essere consumato. Quindi questo ha un'incidenza prettamente economica, diciamo, più che salutistica sull'uomo. Presidente, grazie davvero, siamo riusciti a concludere il nostro ragionamento nonostante le difficoltà tecniche, ma grazie davvero per il suo intervento. Grazie a Salvatore Feletti, Presidente CIA Treviso. Torneremo ad aggiornarci presto con lei, Presidente. Grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata. Buon lavoro e adesso andiamo a Venezia con l'inaugurazione del Salone Nautico all'Arsenale di Venezia, un'inaugurazione bagnata dalla pioggia, quindi una inaugurazione sicuramente fortunata. Buongiorno a Filippo Fois, buongiorno a Sandro Ponchio per le riprese e buongiorno all'ospite. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea da Venezia, dal Salone Nautico che è stato inaugurato proprio oggi. È una manifestazione che si svolge all'Arsenale di Venezia, forse vedrete una location attorno a noi che è veramente meravigliosa. È un salone molto giovane, dobbiamo dire, ma che già si sta imponendo a livello nazionale. Noi siamo in compagnia di Fabrizio Doria, che è il direttore operativo di Vela SPA. Buongiorno a tutti. Sì, oggi è il primo giorno del Salone Nautico, siamo sabato 28 maggio e proseguiamo fino a domenica 5 giugno. E cosa si trova qui? Si trovano oltre 300 imbarcazioni, di cui 250 in acqua, in tutto il bacino della Darsena Grande dell'Arsenale di Venezia, ma anche nel bacino medio. Qui dietro di me, per esempio, vedete un'infilata di grandi yacht dai 15 ai 30 metri. Poi abbiamo visto girando che c'è veramente di tutto, a parte che è una cosa che sicuramente piace a grandi e piccini, c'è addirittura un sommergibile che può essere visitato, per cui ce n'è per tutti i gusti. Sì, questa è un'occasione per venire all'Arsenale di Venezia. Noi abbiamo calcolato che mediamente la visita dura 4-5 ore, proprio perché c'è una possibilità di conoscere la nautica a tutto tondo, di conoscere la nautica attraverso le imbarcazioni, ma anche di conoscere l'accessoristica, di vedere anche tutta una serie di studi sulle nuove progettazioni nautiche e anche una fortissima attività per i bambini. Qui infatti possiamo fare delle prove di doga alla veneta, di vela al terzo, di vela, magari oggi facciamo solo quelle di doga visto il vento, però nei prossimi giorni anche quelle di vela. C'è una parola che viene detta molto spesso ultimamente, che è sostenibilità, e qui effettivamente si parla di sostenibilità a ragion veduta in molti modelli che sono esposti. Assolutamente, qui abbiamo un pontile intero dedicato a imbarcazioni con motorizzazioni innovative, motorizzazioni ibride, full electric, ma anche nuovi scafi, e qui troviamo anche l'accessoristica dedicata alla sostenibilità, quindi le nuove colonnine. Un intero padiglione invece con la Fondazione Musei Civici è dedicato a tutta una presentazione di giovani progettisti che hanno fatto ricerca. Diciamo, anche il Salone Nautico contribuisce al progetto Venezia Capitale della Sostenibilità. Un'ultima battuta sul luogo in cui ci troviamo, l'Arsenale, perché quando c'è stata la prima edizione
l'inaugurazione del Salone Nautico si diceva la nautica torna a casa, ed effettivamente qui si è fatta la storia della Serenissima. Esattamente, qui si costruirono le navi, qui si dice che sia nato il Fordismo per quanto riguarda la costruzione, perché si dice che Venezia, la Serenissima, era in grado di produrre una nave al giorno, e qui tutti gli edifici raccontano questa storia, le corderie, le nappe, le fonderie, gli scali, e ancora oggi la nautica ha un suo grande testimonianza con l'importante presenza della Marina Militare Italiana con cui collaboriamo, ma anche con la Biennale dell'Arte che si svolge negli spazi di fronte, quindi si può proprio dire che l'arte navale è tornata a casa. Ecco, un motivo di più per venire qui a Venezia a visitare il Salone Nautico. Noi ringraziamo Fabrizio Doria, direttore operativo di Vela SPA. Oggi è stata una giornata che poi vedremo anche nel nostro telegiornale, veramente molto intensa con l'inaugurazione e con tanti ospiti. Per ora vi restituiamo la linea. Grazie. Grazie davvero a Filippo Fois, grazie al suo ospite per averci portati all'interno del Salone Nautico, inaugurato proprio oggi all'Arsenale di Venezia in un'ambientazione molto molto suggestiva, molto bella. Adesso vi farei vedere delle immagini altrettanto belle che arrivano da Ponte di Piave, dove questa mattina si è svolto questo flash mob per la pace con i ragazzi che hanno letto proprio un messaggio di pace. Si è svolto nei giardini del municipio. Il Consiglio Comunale, ha spiegato il sindaco Paolo Aroma, nella seduta del 17 maggio scorso aveva approvato una mozione condivisa dalle liste Vivi Ponte e Ponte per Tutti con l'impegno di organizzare un flash mob per la pace. A Ponte di Piave, spiega ancora il sindaco, il messaggio di pace è stato dato da 3 ragazzi, Misha, Michele ed Asia, rispettivamente ucraina, russo e italiano, e idealmente hanno rappresentato tutta la comunità pontepiavense, e dunque anche dai ragazzi quindi queste nazionalità vicine, russa, ucraina, italiana, per lanciare questo messaggio di pace, perché torni la pace quanto prima in Ucraina. E a proposito di emergenza ucraina e dell'accoglienza dei profughi, la rete dell'ospitalità a Castelgomberto in provincia di Vicenza passa anche attraverso iniziative di condivisione come la cena, i cui piatti saranno preparati da mamme ucraine insieme a mamme vicentine. Una rete di solidarietà e di collaborazione che parte dai comuni del territorio a sostegno delle famiglie ucraine arrivate in Italia. A Castelgomberto la generosità dei cittadini si è fatta sentire dando risposta e ospitalità a 9 profughi. Ad oggi abbiamo ancora 9 ospiti che sono residenti nelle famiglie che fin da marzo li hanno ospitati. C'è stata un'integrazione da parte della parrocchia che ha messo a disposizione un appartamento sopra Cinema Lux e si stanno ben integrando nelle comunità. È stata una cosa organizzata al termine della Marcia della Pace, in cui mi sono fatto promotore di raccogliere tutte le associazioni che stavano spingendo per dare aiuto concreto a queste famiglie, aiuto che rischiava di diventare un po' una confusione, quindi abbiamo deciso di dedicare una raccolta fondi. Creato un conto corrente tuttora attivo, l'amministrazione invita a mantenere alta l'attenzione perché l'emergenza non è finita. Non solo le famiglie e la parrocchia che hanno messo a disposizione spazi per gli arrivi e l'accoglienza. L'amministrazione ha concesso una stanza di Palazzo Barbaran per permettere alle famiglie di trovarsi e passare momenti conviviali, con un elemento positivo, la presenza fra i profughi di un interprete che tiene lezioni di italiano. Un'altra richiesta che era arrivata all'amministrazione era quella di mettere a disposizione in tempi brevi un locale dove potessero trovarsi tra loro e passare dei momenti anche conviviali. Oltretutto uno degli nostri ospiti è un interprete e sta facendo delle interessanti lezioni di italiano. Ma la promozione dell'accoglienza passa anche attraverso iniziative da condividere. L'11 giugno ci sarà una cena in cui le mamme ucraine e le mamme di Castelgomberto prepareranno assieme piatti tipici. E adesso ci fermiamo, abbiamo ancora una pausa pubblicitaria, ci ritroviamo tra pochissimo.
Rieccoci in diretta, tra poco andremo a vedere la partenza del Giro d'Italia, oggi penultima tappa, partenza da Belluno, arrivo sul Fedaia, sulla Marmolada, ma prima vediamo cos'è accaduto ad un giovane capriolo salvato sui Colli Euganei dal tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Un capriolo maldestro e decisamente testardo, sì, perché i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire ieri ad Arqua Petrarca, sui Colli Euganei, per liberare l'animale dalle sbarre in cui era rimasto incastrato. Lavoro finito? Per niente. Appena liberato, infatti, l'ungulato si è nuovamente incastrato, probabilmente attratto da qualcosa, obbligando i Vigili del Fuoco a liberarlo nuovamente. Non contento, però, l'animale si è incastrato per una terza volta. I soccorritori, questa volta, dopo averlo aiutato, l'hanno trattenuto fino all'arrivo della polizia provinciale, che lo ha preso in custodia per poi liberarlo nei boschi. Insomma, questa è la disavventura di questo giovane capriolo. Chiedo alla regia se abbiamo l'ospite collegato. Eccolo lì, lo vedo. Mi sente? Buongiorno a Michele Basso, direttore di MO Dolomiti. Buongiorno a voi, mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi. Allora, lei era alla partenza questa mattina del Giro d'Italia, dovremo avere anche le immagini tra poco. Sì, ero alla partenza, è andata benissimo, un grande entusiasmo da parte di tutti i presenti, c'era veramente tantissima gente, un entusiasmo, direi una partenza meravigliosa del Giro. Ora stiamo cercando di salire per arrivare all'arrivo della tappa sul Passo Fedaia, sicuramente un tappone dolomitico che rimarrà nella storia. Le chiedo innanzitutto come sono le condizioni del tempo, perché pesava su questa tappa dolomitica il maltempo annunciato. Com'è la situazione in questo momento? Per ora il tempo ha tenuto, anzi la partenza è andata benissimo, il tempo era stupendo. Adesso tiene anche su, speriamo tenga fino all'arrivo previsto per le 17. Il Veneto si sta dimostrando ancora una volta una regione ad alta vocazione ciclistica, nel senso che il Giro d'Italia porta entusiasmo, ma porta entusiasmo proprio lo sport, il ciclismo, la passione per le due ruote, e la dimostrazione l'abbiamo visto a Treviso, lo abbiamo visto oggi, vediamo quante persone c'erano a Belluno per la partenza. Grande entusiasmo, grande passione, il ciclismo è importante anche per il nostro territorio, perché sapete che il nostro territorio è molto vocato al cicloturismo, dà la possibilità di vedere le bellezze in bici del nostro territorio, e quindi noi come DMO spingiamo molto su questo, sul prodotto bike. L'evento, la tappa con partenza Belluno arrivo alla Marmolada è sicuramente significativo per noi. L'investimento fatto è importante, ringrazio la Regione Veneto, la provincia di Belluno e tutti coloro che hanno collaborato a questa grande manifestazione. Ecco, cicloturismo, turismo in generale, che è una scommessa da vincere, perché veniamo dai 2 anni di pandemia che sicuramente hanno limitato quello che è il turismo, e quindi in questo 2022 si gettano le basi per tanti appuntamenti futuri. Naturalmente davanti agli occhi di tutti c'è l'appuntamento e traguardo del 2026 delle Olimpiadi invernali, però passo dopo passo si vuole costruire un turismo sempre più vincente, perché sappiamo quanto a livello di PIL Veneto il turismo abbia un peso, e il turismo della montagna ancora di più. Assolutamente sì, questi grandi eventi come la tappa di oggi del Giro d'Italia sono fondamentali per il nostro territorio e fanno da volano per il turismo e ci portano numerosi turisti. Pensate solo ai contatti che ha il Giro d'Italia a livello mondiale, e quindi a quante persone possono vedere il nostro territorio attraverso questa tappa. Si parla di milioni di contatti, di visualizzazioni nei social, grazie alle TV, quindi sicuramente un lavoro importante. È chiaro che questo è un grande evento, ce ne saranno altri, è stato confermato proprio nei giorni scorsi che ci sarà la Coppa del Mondo femminile, la Coppa di snowboard femminile a Cortina a gennaio, e quindi Cortina ancora protagonista proprio in vista poi del 2026 con un altro grande appuntamento e grandi eventi, e sicuramente questi sono fondamentali per noi. Ce ne sono altri come i mondiali di canoa ad Auronzo e tante altre cose che aspettano altri eventi che aspettano il nostro territorio e su cui stiamo lavorando.
Sono piccoli passi di avvicinamento, come detto, al traguardo del 2026 e c'è ancora molto da fare, nel senso che si parla spesso di infrastrutture da realizzare, di vie di collegamento da realizzare, perché l'appuntamento è uno solo, è quello delle Olimpiadi e bisogna essere pronti davanti al mondo, bisogna trovarsi assolutamente preparati. Bisogna essere preparati, ma credo che ci sia la volontà di tutti di esserlo. C'è un grande lavoro in corso, come dicevo tutti gli enti, le istituzioni lavorano per questo e il lavoro di squadra premia alla fine. Vedo un grande interesse per questi eventi e proprio lavorare insieme, in squadra, in sinergia, in questi eventi come la tappa di oggi sono solo che prove per il futuro e per arrivare pronti al 2026, quindi sicuramente sono degli esperimenti pilota che ci danno la possibilità di lavorare e di vedere cosa correggere, ma di arrivare pronti al 2026. Le infrastrutture sono un tema importante, ma le istituzioni le stanno seguendo e credo anche su questo si arriverà pronti. Diciamo che si sta riscoprendo il valore della montagna negli anni che si è un po' trascurato, un po' dimenticato, invece la nostra montagna veneta rappresenta una risorsa a livello non solo regionale ma nazionale che va tutelata e salvaguardata. La montagna ha sempre più valore non solo di turismo, ma il nostro lavoro va proprio nell'obiettivo di attrarre anche le persone a vivere le montagne, vivere e anche fermarsi possibilmente a vivere nelle montagne, a lavorarci e a creare famiglie nel territorio montano. C'è un grande lavoro che la provincia di Belluno sta facendo con un nuovo brand, Dolomiti Bellunesi The Mountain of Venice, che spinge proprio su questo, quindi l'attrazione turistica ma anche l'attrazione ai cittadini. Lo spopolamento è un tema della montagna molto importante, c'è anche in corso il lavoro sulla legge della montagna, quindi l'attenzione è massima, dobbiamo approfittare proprio di questo momento in cui siamo sotto i riflettori, lo saremo fino al 2026, per raggiungere degli obiettivi importanti proprio per rivitalizzare la montagna, perché montagna vuol dire non solo turismo, ma vuol dire prodotti gastronomici, vuol dire impresa, vuol dire artigianato, vuol dire tipicità, autenticità, quindi tutti i valori fondamentali, senza dimenticare la sostenibilità, perché noi abbiamo l'acqua, abbiamo i boschi, abbiamo tutte delle fonti sostenibili fondamentali e quindi l'importanza della montagna per il nostro territorio e per tutta l'Italia sarà sempre più evidente e sempre più valorizzato. Com'è, chiedo anche a lei, quello è un tema che abbiamo affrontato con gli ospiti in precedenza, com'è la situazione per quanto riguarda il personale impiegato nel turismo della montagna? C'è anche lì una carenza, una sofferenza di personale per quanto riguarda proprio il settore turistico in tutte le sue componenti? Sì, ha detto bene, c'è una carenza di manodopera per le attività, assolutamente, che coinvolge tutte le zone turistiche e anche la montagna. Anche su questo c'è da lavorare, ma si collega molto col discorso che facevamo prima sull'attrarre le persone a vivere in montagna, quindi non solo a venire a passare le vacanze in montagna, ma anche a lavorare in montagna, perché questo è fondamentale. E il periodo pandemico del Covid, per assurdo, per quanto difficile sia stato, ha dato una grande opportunità di riscoperta del vivere, del lavorare all'aria aperta, del poter vivere in un ambiente in cui si sta bene, e quindi la possibilità che ci siano ancora delle forme di poter vivere in montagna lavorando appunto nelle varie attività turistiche, artigianali, nelle imprese e nell'agricoltura è fondamentale, e il lavoro va proprio portato su questo, a partire da grandi eventi che a questo sono collegato, perché ripeto, vedere i territori e venire poi a visitarli conoscendoli attraverso un grande evento come può essere il Giro d'Italia, ma come lo sono anche la Coppa del Mondo di sci e poi le Olimpiadi, fanno altro che attrarre le persone a venire qui a vivere
e a poter anche pensare a far famiglia e quindi a creare nuove generazioni di abitanti della montagna. Faccio una domanda provocatoria, ma sono sufficienti solo i grandi eventi per attirare i giovani in montagna o c'è bisogno di un qualcosa in più per fare in modo che non ci sia uno spopolamento delle nostre bellissime montagne? No, chiaro, assolutamente no, non sono solo un complemento di un lavoro enorme che deve essere fatto. Come vi dicevo, anche il lavoro sulla destinazione turistica, sul branding Dolomiti Bellunesi del Mountain of Venice è solo la punta dell'iceberg. Sotto c'è tutto un lavoro che le istituzioni stanno facendo anche poi con le categorie economiche per far conoscere il territorio in ogni sua parte. Quindi è evidente che è solo l'immagine, la cartina di tornasole il grande evento, ma poi c'è il lavoro dietro che deve essere fatto da qui in avanti proprio sulla conoscenza delle singole attività che si possono fare in montagna e che possono portare anche ad avere una redditività e quindi anche a vivere in montagna. Direttore, noi la lasciamo andare a raggiungere l'arrivo del Giro d'Italia. Lungo il vostro percorso c'è tanta gente che sta seguendo l'evento, ci si sta preparando, avete già notizie di se ci sono già, se il pubblico si sta già preparando per raggiungere l'arrivo? Stiamo vivendo la storia del Giro d'Italia. Lungo la tappa troviamo bambini, anziani, giovani festanti. È veramente una festa, bandiere da tutto il mondo. Ho visto Colombia, Perù, Argentina, quindi una grande manifestazione che dà veramente vitalità anche dopo il periodo che abbiamo vissuto. Il poter incontrarci, una folla festante è sicuramente quello che ci voleva oggi. E allora buona tappa dolomitica, buon Giro d'Italia, grazie davvero per averci dedicato questo tempo, grazie al direttore di DMO Dolomiti Michele Basso e torneremo ad aggiornarci presto. Grazie davvero direttore. Grazie a voi. Grazie. Abbiamo visto le immagini della partenza del Giro d'Italia, questa grande festa rosa, verso le 17 ci sarà l'arrivo, poi questa sera naturalmente nei nostri telegiornali parleremo anche di questa importante, di questo tappone dolomitico decisivo per l'assegnazione della maglia rosa. E adesso restiamo in tema di sport con una corsa di 230 km verso la solidarietà. Dalla testa ai piedi per fare tanta strada nel vero senso della parola. 230 km di corsa verso la solidarietà, da Zanè fino a Scanzorosciate. È un atto d'amore e di testimonianza quello che Valentina Magnabosco e il Macuri Team di Schio stanno realizzando con una staffetta dedicata a chi sta lottando contro il Moia Moia, una malattia rara che colpisce i vasi arteriosi dalla base cranica che riforniscono il cervello, occludendoli lentamente. Dalla testa, appunto dove colpisce la malattia, ai piedi, passando per il cuore della gente, per portare un contributo, per dar lustro a chi ha avuto il coraggio di trasformare il dolore e la disgrazia nel motore propulsore di un progetto grandissimo con più di 100 volontari. Le varie tappe saranno corse da 2 o 3 persone con 3 ciclisti che monitoreranno la strada. Verranno battuti percorsi alternativi per evitare il traffico, passando per Rovereto, il Ponale, Lago di Ledro e la Val Brembana fino a Scanzorosciate, sede appunto dell'Associazione degli Amici del Moia Moia. Bellissima iniziativa di solidarietà e adesso mi collego con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, a te e ai telespettatori. E allora parliamo di un appuntamento storico tradizionale per Venezia, la festa della Sense. Tutto pronto? Tutto pronto, il conto alla rovescia ormai è anche questo agli sgoccioli, sarà una festa della Sensa all'insegna della tradizione. Già oggi a San Nicolò, nella parte del Lido davanti alla quale si svolgerà la cerimonia dello sposalizio con il mare, è in corso il mercatino, una festa della Sensa importante perché ovviamente ricorda un antico rito della Serenissima, lo sposalizio del Doge di Venezia con il mare in segno di alleanza proprio della città con le sue acque del mare e della laguna. In questo caso quest'anno
sarà una festa completa, nel senso che rispetto allo scorso anno con la pandemia siamo tornati, vedremo di nuovo un corteo con tantissimi lematori. Domani mattina alle 9:30 ci sarà la partenza da Bassano di San Marco, intorno alle 10:30 più o meno l'arrivo a San Nicolò davanti al Lido, dove il sindaco lancerà l'anello, ripeterà la formula latina. Ci sarà il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che poi presiederà la messa, perché domani ricordiamo che è anche la festa liturgica dell'Ascensione, appunto per i veneziani, festa dell'Ascensione. E poi graditissimi ospiti ovviamente i sindaci del Veneto, Mario Conte come presidente dell'ANCI, che lo scorso anno i 6 sindaci delle province capoluogo avevano ricevuto da Venezia l'anello dogale, quest'anno lo riconsegneranno a Venezia e Venezia si gemellerà, come abbiamo già detto, con la città di Odessa, per cui avremo anche un video collegamento con il sindaco, che non sarà ovviamente presente fisicamente ma attraverso un collegamento video, e ci sarà invece in presenza a Venezia l'ambasciatore che ritirerà questo anello nella speranza che si possa presto sperare nella pace. Ancora una volta è un messaggio di pace che parte da Venezia, ne avevamo parlato per la Biennale, adesso la festa dell'Assenza, quindi Venezia ancora una volta in prima fila, perché per lanciare questo messaggio di pace sotto varie forme, però è importante insomma che resti vivo questo, Lorenzo. Certamente poi il fatto anche appunto di aver voluto gemellarsi con proprio la città di Odessa, che ricordiamo è una delle città che purtroppo in questo periodo in queste settimane è proprio purtroppo nel centro, nell'epicentro di questa terribile guerra. È proprio un segno di voler proprio andare anche così alla radice, di voler dare un forte gemellaggio, quasi come che Venezia sia certamente al fianco della città e vuole dare un messaggio di pace e di libertà, perché tutte le contrapposizioni che ci possono essere vengano risolte attraverso la diplomazia e certamente non attraverso un conflitto di cui poi a farne le spese sono i cittadini e le persone che nulla c'entrano con i grandi giochi delle potenze mondiali. Per cui un appello anche che i problemi che ovviamente ci sono, che sappiamo tutti, lo scenario internazionale mondiale, ovviamente purtroppo una guerra non si crea dall'oggi al domani, però che prevalga la diplomazia, prevalga il dialogo e che attraverso il dialogo si possa trovare tutti insieme una soluzione. Certamente Venezia può fare questo piccolo messaggio che ha un forte valore simbolico, ma che poi può arrivare fino a un certo punto. Sta poi alle persone, alle autorità poterlo poi valorizzare e attualizzare nella quotidianità. Assolutamente sì. Lorenzo, com'è la situazione a Venezia? C'è un assalto anche proprio in vista dell'appuntamento con la festa dell'Assenza, c'è movimento, è una città sempre viva, movimentata grazie ai turisti, al ritorno dei turisti, meglio dire. Ritorno dei turisti, poi ricordiamo che entriamo nella prossima settimana anche con una festività che soprattutto in Germania è molto, molto sentita, che è quella di Pentecoste, per cui sicuramente, e poi il ponte del 2 giugno che quest'anno cade il giovedì per la festa della Repubblica Italiana, sicuramente è una settimana in cui ci sarà un notevole afflusso di turisti, molti ci sono già, credo vi siate collegati in precedenza con il Salone Nautico, comunque che ne abbiate parlato, per cui gli eventi ci sono, c'è sempre la Biennale d'arte in pieno svolgimento. Questo periodo è un periodo clou, perché poi dal 1 giugno si può dire parte ufficialmente il periodo estivo con l'apertura di tutti gli stabilimenti balneari, per cui davvero il programma di questa settimana fino al 5 giugno è davvero nutrito, e così certamente le presenze che sono salite veramente quasi, adesso non ci sono numeri
definitivi ma quasi a livelli pre-Covid, e poi ci sarà il grande clou della Mostra del Cinema a settembre, per cui una grande volata. Ecco, a proposito della Mostra del Cinema di settembre, hai qualche aggiornamento per noi? La Mostra del Cinema di settembre, la prossima settimana, possiamo dire, arriverà il direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera, che della prossima settimana sarà fisso qui presente al Lido per tutta l'estate, proprio per dare il via al momento clou, che è quello della selezione dei film, che è già in corso già da novembre, ma dai primi di giugno è un po' il momento topico in cui si prendono poi delle decisioni, si cominciano a stringere le fila. Possiamo dire certamente che Alberto Barbera è tornato ieri sera da Cannes, è stato un grandissimo festival a Cannes, con veramente sono tornati i grandi divi hollywoodiani, quindi questo sarà uno stimolo per Venezia per rispondere con altrettanta competitività e altrettanta brillantezza. Ci sono tantissimi nomi e tantissimi contatti, per cui possiamo già pronosticare un grande programma anche per Venezia, e credo fra una decina di giorni sapremo anche il secondo nome del Leone d'Oro della carriera, che andrà a un grande attore che è già stato individuato ma non ancora comunicato, e poi il 27 luglio ovviamente il momento in cui tutte queste indiscrezioni verranno svelate, perché ci sarà la presentazione ufficiale della 79esima Mostra del Cinema, che quest'anno peraltro compie 90 anni, quindi come per Cannes che ne ha compiuti 75 sul tappeto rosso, sicuramente a settembre ci sarà una grande festa strabiliante anche per la Mostra di Venezia, la prima nel mondo, nata nel 1932, e l'augurio che tutti si fanno e che è concreto, insomma una possibilità più che concreta, se il virus non farà altri brutti scherzi, e lo speriamo tutti, è che sia l'edizione in cui si tornerà con una capienza al 100% nelle sale. Questa è la notizia credo più bella che tutti appellano. E anche molto attesa. Grazie a Lorenzo Maier per questi aggiornamenti da Venezia. Buon lavoro, a presto Lorenzo, grazie. Grazie. E adesso c'è un aggiornamento invece di cronaca che arriva dalla provincia di Treviso, perché questa mattina intorno alle 8:30 una dozzina di ragazzini minorenni si sono dati appuntamento attraverso i social nei pressi della stazione ferroviaria di Lancenigo di Villorba, dove per futili motivi si sono affrontati in un violento litigio che è stato interrotto poi con una fuga generale solo quando sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri di Villorba e di Spresiano, del nucleo radiomobile della compagnia di Treviso e della polizia locale. Nel giro di pochi minuti i militari dell'Arma e gli agenti della polizia locale sono riusciti a rintracciare 9 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni, tutti residenti nel Trevigiano, dei quali un paio avevano riportato ferite lievi alle braccia, al volto e alla testa come conseguenza proprio della lite. Al momento nessuno ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Una volta chiarita la vicenda, la presenza dei rispettivi genitori presso la caserma dei carabinieri di Villorba, la loro posizione sarà posta al vaglio della Procura della Repubblica per i minori di Venezia. Per loro c'è il rischio di una denuncia per rissa. Dunque ancora una volta i social che diventano un veicolo per radunare i ragazzi, ne avevamo parlato nelle settimane scorse, era accaduto in centro a Treviso proprio nei sabati pomeriggio nella zona di via Roma, ragazzi che si davano appuntamento via social, si trovavano in centro e lì poi scattava l'aggressione, scattava la rissa, prima poi di un fuggi generale. Questa volta è successo alla stazione dei treni di Lancenigo, è una zona a ridosso di alcuni istituti superiori, e dunque vedremo anche i risvolti di questa vicenda certo inquietante, perché è un modo sempre più diffuso quello dei ragazzi, un divertimento molto discutibile, quello della rissa. E adesso parliamo invece di una scadenza ormai imminente per chi possiede un'area edificabile.
Il 24 di giugno tutte le aree che sono edificabili attualmente nei piani regolatori vigenti e che sono soggette a piano di lottizzazione per poter essere sviluppate automaticamente decadono. In base alle previsioni della legge regionale 14 del 2017 è stato introdotto questo termine perentorio. Dunque attenzione, non solo a Belluno ma anche in qualunque altro comune. Scadono le previsioni del piano urbanistico attuativo. Per rinnovarle e non perdere il diritto a edificare, occorre chiedere in comune una conferma delle previsioni contenute nel piano regolatore vigente dalla fine degli anni 90 e poi pagare entro il 31 dicembre del corrente anno e di ogni anno successivo l'1% del valore ai fini IMU delle aree in oggetto. E quindi il Comune di Belluno ha predisposto uno specifico avviso pubblico in maniera da mettere sul chi va là e sull'attenzione tutti i proprietari di queste aree, al fine di potergli consentire la possibilità di presentare una domanda di proroga dell'edificabilità su quell'area. Un promemoria dunque da tenere a mente per chi è interessato. Noi siamo arrivati ormai alla fine di questa nostra prima edizione. Io vi ricordo naturalmente che l'informazione di Antenna 3 torna puntuale questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, a seguire l'edizione di Venezia e poi dalle 19:30 tutte le notizie della giornata da Treviso e provincia. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon sabato pomeriggio. Arrivederci.